Buongiorno a tutti e un saluto da parte dell'Associazione Editori Sardi, da me che la rappresento, sono Simonetta Castia. Diamo inizio a questa seconda giornata di studi che fa parte di un più ampio progetto che poi varcherà anche il mare, approdando all'Accademia dei Lincei di Roma nel mese di dicembre, un progetto finalizzato alla celebrazione dei 50 anni dalla scomparsa del grande scrittore e giurista Salvatore Satta, reso possibile dal sostegno del Consiglio regionale e dell'assessorato regionale alla cultura. Siamo qui ospiti dell'Università di Sassari, del magnifico rettore che ringraziamo per aver concesso il patrocinio, così come a questa importante iniziativa, così come ringraziamo il sindaco della città metropolitana, professor Giuseppe Mascia, e in particolare il comitato istituzionale che ha curato il programma di questi 3 incontri, diretto dalla professoressa Angela Guiso, composto dai professori Carlo Felice Casula dell'Università di Roma 3 e dai professori Luigi Nonne e Rosanna Ortu dell'Università di Sassari. Ora ci sarà una breve introduzione, quindi a saluti istituzionali da parte del magnifico rettore, professor Gavino Mariotti, e del sindaco della città metropolitana. Siamo in attesa anche dell'arrivo del professor Gian Maria Uda, prorettore agli affari legali. Grazie. Devo parlare io? Grazie. Non avevo capito se ero in sequenza. Dunque, intanto un saluto caloroso a tutti i presenti, al sindaco di Sassari che non manca mai di partecipare quando può, ovviamente, quando riesce a liberarsi degli impegni dell'Ateneo. Devo dire che l'Ateneo in questo periodo è praticamente molto prolifero, molto. Stiamo organizzando tante iniziative, ma me lo faccia dire, questa per me è la più importante, non perché sia abituato a fare graduatorie, ma perché oggi stiamo parlando, e gli esperti parleranno, di una persona che per la Sardegna è stata determinante per l'Italia intera. Io provengo da un dipartimento di area letteraria e ho la fortuna di essere amico e collega di uno dei critici letterari più importanti d'Italia, quindi una persona autorevole che dà un giudizio scientifico autorevole, e definisce il Satta sicuramente un mancato premio Nobel. Alla pari lo dice pubblicamente, privatamente dice un po' più di Grazia Deledda, che è un Nobel. Quindi stiamo parlando di un giurista, di un letterato che ci ha dato lustro, tanto lustro, e ho molto piacere di partecipare a questi incontri. Purtroppo vi dico già da subito che fra 10 minuti ho l'inaugurazione alla Promocamera e un rettore purtroppo deve partecipare, il sindaco oggi si salva, e chiedo scusa perché manca il terzo, perché siamo sempre io, il sindaco e il vescovo. Oggi il vescovo titolare ce l'hanno trasferito a Roma, però non so se l'abbiate invitato, però una trinità, manca il terzo, noi siamo una trinità e quindi siamo un po' dispiaciuti che non ci sia il vescovo, ma sono felicissimo di un'altra cosa, a parte i colleghi, chi manca o chi arriverà. Qui in quest'aula sono presenti le persone più importanti che devono sentir parlare di Salvatore Satta e di chi era Salvatore Satta, per avere una coscienza e una conoscenza del personaggio. I nostri studenti, come potete vedere, hanno l'abitudine di sedersi tutti dietro, io li vorrei tutti davanti e dietro vorrei i professori, e invece gli studenti si siedono tutti dietro perché sono anche garbati ed educati, e soprattutto gli studenti di giurisprudenza sono molto molto educati e garbati. Perché la presenza degli studenti? Perché queste iniziative, tutte, quasi tutte, non si fanno per noi. Perché noi chi è Salvatore Satta in questo caso, come anche altri, lo sappiamo, lo conosciamo, abbiamo letto diversi romanzi, più o meno, abbiamo sentito tantissime conferenze e convegni, mentre i ragazzi giovani devono, perché questo rimanga nella storia della città e della regione,
devono assolutamente avere la possibilità di conoscere l'importanza e il peso delle persone. E la titolarità di questo convegno, gli esperti, le persone che vanno a parlare, sono certamente persone che riusciranno, ragazzi, a trasferirvi, seppur in poche ore, anche nel pomeriggio mi pare. Quindi ci rivedremo, io vado al primo camminare, poi ritorno, perché mi fa sempre piacere ovviamente avere una. Durante questa iniziativa si impara sempre qualcosa in più, o senti sempre qualcosa in più di quella precedente, quindi mi fa piacere, dato lo spessore e la caratura del personaggio che stiamo onorando con questo incontro, che stiamo ricordando con questo incontro e stiamo valorizzando con questo incontro, perché rispetto agli studenti è un valore aggiunto che le relazioni daranno alla loro conoscenza. Quindi ragazzi, concentrazione e attenzione. Io so quant'è il tempo di concentrazione, 20 minuti. Devi parlare 20 minuti perché altrimenti le persone perdono la concentrazione. Questo chiaramente ad un incontro scientifico di questo tipo non è possibile come tempi, però fate il possibile di concentrarvi maggiormente sulle relazioni e sul trasferimento di informazioni, chiamiamole così, che poi sono lavori scientifici, che i nostri relatori vi daranno. Quindi grazie agli organizzatori, grazie ai miei colleghi in particolare che hanno sempre un'attenzione per queste iniziative, Luigi Nonne, Rosanna Urtu, Pier Giuseppe Lai, Uda non vi preoccupate perché Uda ha dei ritmi più lenti la mattina, però lavora sino a tardi, quindi parte leggermente dopo e arriva tardi. Purtroppo ognuno di noi ha un metabolismo, io mi alzo alle 5 e lavoro tardi, sino a tardi, poi c'è chi si alza magari un po' più tardi o chi ha impegni che non può venire, quindi sicuramente parteciperanno, Gio Maria sicuramente verrà, lo farete sedere qui, semmai in qualità di, appunto di prorettore, ma ce abbiamo anche un altro qua dentro prorettore che è per Giuseppe Lai, saprà essere buon padrone di casa. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e la raccomandazione ai relatori di trasferire ai nostri studenti il più possibile la rappresentazione di Salvatore Satta nel mondo giuridico e anche letterario. Grazie. Posso usare questo? Bene, col permesso del rettore, col permesso del rettore mi alzerei. Grazie e grazie all'università, grazie all'Associazione Editori Sardi. Come amministrazione noi abbiamo dato da subito il patrocinio per un'iniziativa che anche noi riteniamo importante. Allora, tutte le volte giustamente mi chiamate prof, però se il rettore mi concede un punto organico, io sono ancora DOT, se mi concede un punto organico divento prof. Ok? Non lo so, da qualche parte si deve togliere se si mette. Questo per creare un clima, diciamo così, più disteso tra noi, visto che si parla a studenti e a studentesse. Chi mi conosce sa che non faccio saluti retorici, per cui andiamo al punto della cosa dalla prospettiva con cui capisco le cose. Io sono sindaco, per cui dovrei fare qualcosa, dirvi qualcosa che ha un carattere politico, e la personalità di Satta ci consente tante cose. Possiamo iniziare da questo, perché ha a che fare con la nostra letteratura sarda, o meglio la letteratura italiana in Sardegna, come diceva Pira, come diceva un professore che io ho avuto all'università, il professor Nicola Tanda, in quel suo libro Contemporanei, non coevi, contemporanei. Letteratura italiana in Sardegna. Allora, io ho incontrato Satta nella mia vita leggendo La Veranda. 10 anni fa Calasso ha sottratto la casa editrice Adelphi da una curva importantissima dell'editoria in Italia. 10 anni fa. Noi stiamo qua perché sono 50 anni di Satta, esattamente la mia età, 75. Ok? 10 anni fa Roberto Calasso fa questa operazione, sottrae Adelphi a una curva importantissima, cioè a una dorsale industriale dell'editoria. Perché cito Calasso? Perché Calasso poi è quello che, in ragione del fatto che insomma il padre era collega di Satta e ne ha intuito e ne ha capito la grandezza, pubblica i libri di Satta.
che, come sanno i giuristi, venivano pubblicati innanzitutto da una casa editrice che è genuinamente, primariamente giuridica, che è CEDAM. Calasso fa un'operazione notevole. Perché notevole? Io ho avuto la fortuna, dico per chi studia, di fare il dottorato di ricerca in Germania anni fa, ormai più di 20 anni fa. In Germania hanno pubblicato La Veranda pochi anni fa, se non ricordo male 3-4 anni fa, non ricordo bene l'anno, il 23, ecco, grazie per essere. Lubecca, attraverso un professore di Padova, tra l'altro che fa da trade union ed è una sorta di bella triangolazione tra noi e la Germania. Ecco, da noi non succede così tanto spesso, dove un fatto che è successo in Germania, dove, come dire, si sono anche scusati del fatto che hanno conosciuto Satta e hanno tradotto Satta così in ritardo. Non accade da noi, Ci dovrebbe insegnare molto questo sulla storia della nostra letteratura, sulla storia dell'editoria e su come noi diamo riconoscimento alle grandi menti, ai grandi autori e alle grandi autrici. Ok? Quindi apprendiamo una lezione importante dalla Germania. Viene pubblicata La Veranda. Del resto credo, mi correggeranno chi studia Satta, che proprio da poco finalmente la relazione tra Satta e Mann viene studiata in modo serio, tra l'altro correggendo, questo avendo fatto tedesco, lo so, correggendo il titolo della Montagna Incantata, che in realtà è magia, è magica, ok? E c'è una relazione feconda tra Satta e Mann e oggi viene individuata. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono autori e autrici nostre, cioè della nostra terra, della nostra letteratura, uso nostro nel senso più ragionevole e comprensivo, non in senso, come dire, erroneamente identitario, che, come dire, parlavano la medesima lingua di ciò che si parlava in Europa e nel mondo, coglievano gli stessi temi. Immagino che i giuristi toccheranno i temi legati al giudizio e quindi legati alla correlazione che c'è tra l'ambito giuridico, l'ambito teologico, l'ambito anche esistenzialistico. Noi sappiamo che Satta voleva pubblicare, avrebbe voluto pubblicare il suo volume, no? In quel bellissimo solco di Calamandrei, poi ne è stato pubblicato soltanto un racconto. E sappiate che in quei testi lì Satta usa una parola che non è una parola scontata, usa la parola gettato. Lo dobbiamo a Pietro Chiodi, un grande traduttore della filosofia tedesca, che parlava di gettatezza. No? È l'uomo che ha tradotto questa parola, no? per noi. Tutto questo per dirvi che ha a che fare con la nostra storia, lo dico soprattutto agli studenti e alle studentesse, di come noi pensiamo la nostra presenza nel mondo, di come con fatica riusciamo a darci una posizione, di come con fatica vediamo che fuori a volte ci riconoscono più di quanto noi riconosciamo noi stessi. Satta è una di quelle figure che, come dire, questo lo rende, cioè, apre un prisma da questo punto di vista. Per cui incontri come questo, in settimana ce ne sarà un altro, ho visto con un taglio differente, sono molto importanti per questo aspetto, perché ci fanno leggere una storia nostra, una storia italiana, di come le storie delle letterature del Novecento siano, come dire, abbiano preso una piega e non un'altra, e della grandezza che noi dobbiamo ancora saper evidentemente riconoscere. Contemporanei, letteratura italiana o europea in Sardegna. Questo era Satta, un grande autore contemporaneo internazionale, sardo, in dibattito con tutti i grandi autori del Novecento. È ora che, insomma, che gli studiosi, come dire, facciano il passo in avanti e che, come dire, le istituzioni lo riconoscono, che evidentemente siamo anche più lenti in questo di quanto la storia della letteratura sia in qualche modo anche già lenta, perché, come dire, deviata in origine nella nostra storia letteraria. Per cui grazie, buon lavoro e davvero complimenti per l'iniziativa. Se mi consentite, prendo adesso io la parola per una breve introduzione ai lavori del convegno. Innanzitutto un saluto e un ringraziamento al cortese pubblico che oggi ci onora con la sua presenza, nonché agli illustri relatori la cui disponibilità ha consentito questo incontro.
Oggi infatti ci poniamo in continuità con il convegno che si è svolto la scorsa settimana a Nuoro e abbiamo un'ulteriore occasione per ricordare Salvatore Satta nel 50° anniversario della sua scomparsa. La celebrazione di oggi in particolare sembra altrettanto doverosa e sentita rispetto a quella che gli ha offerto la sua città natale, perché qui a Sassari, oltre ad aver svolto gli studi liceali, il maestro nel 1924 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la nostra università. A Roma, nella sede in cui si è concluso il suo magistero accademico e poi l'Accademia dei Lincei, della quale egli fu socio, si terrà il 19 dicembre l'ultimo tra i consessi dedicati all'approfondimento della figura di Satta. Questo è il programma che il comitato organizzativo, composto dalla professoressa Angela Guiso, nella sua veste di direttrice scientifica, dal professor Carlo Felice Casula, emerito dell'Università di Roma III, dalla collega professoressa Rosanna Ortu e dal sottoscritto, ha ritenuto di proporre al gradimento di quanti, e se ne annoverano molti, sono oggi interessati alla straordinaria personalità di un maestro del diritto e di un letterato di elevatissimo pregio. C'è da dire una cosa, che il binomio giurista, in particolare processual civilista, scrittore che ho appena evocato, con riguardo a Satta, nel tempo si è rivelato eccessivamente angusto e talvolta foriero di equivoci. La settimana scorsa discorrevo con uno tra i decani della scienza processual civilistica odierna, il quale mi ha riferito più volte di un certo approccio riduttivo verso la produzione scientifica di Satta, che da alcuni è stato accusato, ma per fortuna poi quegli stessi, anzi alcuni di loro, hanno cambiato idea con il trascorrere degli anni, di essere un letterato prestato al diritto. Che così non fosse è stato in ampia misura dimostrato dalla tenuta nel tempo delle Edì di Satta, ne parlavo ieri sera a cena con il professor Pier Giuseppe Lai. A volte talmente in contrasto Satta con il pensiero dominante da indurre in chi si ispirava alla sua dottrina una certa autocensura nelle proprie pubblicazioni, una progressiva rastremazione nel dichiararsene debitore di approcci e di soluzioni, quanto ai riferimenti che lo indicavano in nota tra gli autori consultati. Si cancellavano le citazioni di Satta. Abbiamo potuto disporre nella sessione nuorese di analisi raffinatissime, coinvolgenti la prosa del Satta scrittore e allo stesso tempo del Satta tecnico del processo civile, laddove tra i vari aspetti evidenziati, qui mi piace ricordare quello inerente alla fluidità nella redazione dei contributi scientifici, frutto di una naturale capacità di stesura quasi impostata nel senso del flusso coscienziale. Un simile modo di affrontare la comunicazione dei concetti, che è del tutto peculiare, potrebbe forse essere comparato alla creatività romanzesca di Satta, che ce l'ha consegnato come autore lucido e impietoso. Questo se la critica letteraria volesse impostare un'analisi filologica delle relative opere che sia pensata in contrappunto rispetto alla scrittura scientifica. Qualche parola conclusiva vorrei spenderla sui contenuti delle due sessioni odierne, presiedute rispettivamente dai colleghi professor Mauro Grondone e professoressa Rosanna Ortu. Queste sessioni, come risulta dal programma, appaiono decisamente ricche di prospettive da cui riguardare l'opera e la personalità del maestro. Rispetto all'incontro nuorese, in cui si sono maggiormente approfonditi gli aspetti relativi al Satta, tecnico del diritto, e la sua opera letteraria principale, Il giorno del giudizio, in questa sede si privilegia la rivisitazione in chiave attuale della sua figura, in una prospettiva giusfilosofica, critico-letteraria e perfino costituzionalistica. Non mancheranno i richiami al Satta processual civilista, così come i ricordi familiari di chi ha visto Satta interagire con una tra le più eccezionali personalità del nostro diritto e della nostra storia recente, Piero Calamandrei. Il mio auspicio nel concludere l'introduzione a questo convegno è che esso, così come è stato nel primo incontro nuorese, possa ulteriormente stimolare l'attenzione sulla vitalità e sulla capacità esemplare del retaggio personale, scientifico e letterario di Salvatore Satta. Grazie. Buongiorno, grazie. Intanto devo dire che sono immensamente contento di essere qui, in questa aula bellissima e solenne, per parlare o per partecipare a questa discussione collettiva intorno a uno studioso, uno scrittore,
la cui opera giuridica e letteraria è decisiva, non soltanto dal punto di vista culturale e intellettuale, ma direi anche personale, esistenziale. Questo aggettivo, questa parola è già stata fatta, psicologico. Quindi grazie innanzitutto a chi ha organizzato questa giornata, che è la seconda di 3. E quindi un grazie a Simonetta Castia, che è la presidente dell'Associazione Editori Sardi, un grazie al comitato scientifico e quindi a Angela Guiso, la direttrice, a Carlo Felice Casula, a Luigi Nonne e a Rosanna Ortu. Il rettore ha fatto un cenno prima alla opportunità che ci si rivolga in primo luogo al pubblico più giovane che occupa quest'aula, quindi alla componente studentesca. Io dico pochissime parole e poi iniziamo le relazioni. Vorrei dire 2 o 3 cose molto semplici e che spero possano arrivare alla testa ma anche al cuore dei più giovani. Intanto il titolo, Salvatore Satta, l'impegno giuridico e il valore letterario. Nel titolo è perfettamente rappresentata la duplicità di prospettive che Satta incarna, e questa duplicità è una duplicità armonica, non in opposizione. Immaginiamo che i più giovani di Satta non abbiano letto nulla, non dico del Satta giurista, che oggi bisogna riconoscerlo, non è tra gli autori più in voga, ma nemmeno del Satta letterato, romanziere, che certamente è più famoso. Perché oggi chiunque legga Satta, giurista e scrittore, si imbatte in una personalità che non passa inosservata, per 2 ragioni in particolare. La prima è una ragione stilistica, ed ecco l'armonia tra il giurista e lo scrittore. Satta giurista e Satta romanziere ha uno stile efficacissimo e a volte anche violento, ha una forza espressiva travolgente nella polemica. E poi Satta, giurista e scrittore, è una personalità travagliata, non serena, non ha vissuto in armonia con il suo tempo. E questo può essere psicologicamente da parte sua, può essere stato un problema. Ma per noi, per il lettore, per chi lo legga invece, è un vantaggio, perché abbiamo di fronte uno scrittore, una penna, che a ogni riga o quasi a ogni riga dice qualcosa che ci può anche infastidire. E questo è molto bello, cioè la dialettica spontanea che c'è nella pagina di Satta è un grande beneficio per chi legga Satta, sia che sia giurista, sia che sia il Satta giurista, sia che sia il Satta letterato. Ancora un'osservazione che mette insieme di nuovo il versante letterario e il versante giuridico. In uno degli articoli scritti da Satta per il Gazzettino di Trieste, cito a memoria ma non sbaglio la citazione, scrive: il giurista deve leggere il giornale. Oggi potremmo tradurre: il giurista deve occuparsi anche, prestare attenzione anche ai mezzi di comunicazione contemporanei, cioè non solo al passato ma anche al presente, alla contemporaneità. Questa indicazione non è una affermazione estemporanea. Il giurista deve leggere il giornale, cioè deve vivere nella quotidianità. Questa affermazione ha un valore anche metodologico. E questa affermazione, questa prospettiva anche metodologica, rappresenta però per lo stesso Satta un problema, un grande problema. Per il Satta giurista in primo luogo, ma forse anche per il Satta letterato. Perché se il giurista deve occuparsi del tempo presente, ovviamente il giurista deve essere almeno un po' in sintonia con il tempo presente. Se c'è invece una totale dissociazione, il giurista non riesce a fare bene il suo lavoro.
Infatti una tra le varie critiche che furono mosse e che sono ancora oggi mosse in certa misura al Satta giurista è di essere stato avverso, contrario, nemico rispetto a una formula famosissima che gli studenti conoscono, credo, e la formula è politica del diritto, che non vuol dire politica partitica, che non vuol dire lotta partitica, vuol dire che il giurista deve impegnarsi politicamente, cioè deve impegnarsi e prendere posizione rispetto a questioni contemporanee. Di fronte a questo impegno politico, Satta come risponde? In modo un po' ambiguo. Da un lato rifiuta la politicizzazione del diritto, ma dall'altro lato, e appunto c'è una tensione in questo, afferma invece che il giurista come tale è un politico. Ma come si fa a essere fedeli a questa linea della politica del diritto avversando costantemente la contemporaneità? Il rischio è, ed è poi l'esito che ha avuto Satta, di costruirsi uno spazio magari armonico o pacifico, però uno spazio molto piccolo e molto angusto. Questo per dire, e chiudo, che la figura, il travaglio scientifico, giuridico e letterario di Satta è uno strumento di conoscenza per tutti noi notevolissimo. I punti più delicati, più dolorosi anche della pagina di Satta, Satta giurista e Satta letterario, sono per chi lo legga un aspetto, una prospettiva, un aiuto per pensare. E ripeto, per pensare magari anche cose diverse o opposte a quelle che ha scritto e pensato Salvatore Satta. E in questo senso Salvatore Satta è sicuramente un nostro contemporaneo, sarà sempre un contemporaneo del presente, pur avendo egli avversato il tempo in cui viveva. Io mi fermo qui, vi ringrazio ancora e iniziamo con le relazioni e do molto volentieri la parola al primo relatore, cioè a Federico Puppo, che parlerà sul tema, sull'attualità di Salvatore Satta nell'era della rivoluzione digitale. Grazie. Prego Federico, ti ascoltiamo. Grazie Mauro. Un sentito ringraziamento anche da parte mia alle persone che hanno organizzato questo incontro e gli altri a cui mi dolgo di non aver potuto partecipare, ma spero di poter leggere le relazioni che sono state presentate nelle altre occasioni. Un saluto anche da parte mia all'università che ci ospita, al magnifico rettore, alle autorità presenti, di cui ho apprezzato anche le parole e a cui farò in qualche modo riferimento nel corso della mia relazione, pur non essendomi ovviamente messo d'accordo con loro su quanto hanno detto e su quanto dirò. Cercherò di contenermi nei 20 minuti che il magnifico rettore ha ricordato essere il tempo massimo di attenzione e se sforerò mi scuserò, ma cercherò di fare del mio meglio. Allora, il titolo che io ho offerto all'attenzione delle persone che mi hanno con generosità invitato a questa occasione, in primis appunto i membri del comitato organizzatore, il comitato scientifico e quindi in particolare la professoressa Angela Guiso, la sua direttrice. Il titolo appunto l'attualità di Satta nell'era della rivoluzione digitale vuole suggerire, cercherò di farlo, di come appunto la lezione di Satta, contemporanea nel nostro tempo, come diceva giustamente chi mi ha preceduto, possa spiegare i propri effetti anche avuto riguardo a qualcosa che lui non poteva conoscere, perché semplicemente nel momento in cui scriveva, è mancato appunto 50 anni fa, non erano ancora in atto. Io enumererò 4 luoghi principali che secondo me possono essere oggi riguardati rispetto alla lezione che Satta offre nelle sue opere, però prima di entrare in questa tematica vorrei, se mi è permesso, soffermarmi un istante su qualche passaggio. Io cito soprattutto dai saggi raccolti nel volume appunto edito da Adelphi, Il mistero del processo, che sembra scritto in realtà proprio rispetto al momento odierno, quando Satta anche allude alla responsabilità che i giuristi di dottrina devono assumersi
una responsabilità, dice lui, mediata rispetto a quella del giudice, che invece è una responsabilità immediata, e dobbiamo aspirare, scrive Satta, ad avere questa responsabilità se vogliamo essere autorevoli. Quando Mauro spiegava, secondo me molto bene, di come Satta possa essere letto come colui che propone un modello di giurista impegnato nel contemporaneo, pur rifuggendo la contemporaneità, io mi trovo estremamente d'accordo su questo. Perché Satta nelle sue opere mi pare di poter dire che esalti l'umanità del diritto, nel senso che per lui il diritto è fondato sull'umano. Cito alla lettera: il problema del diritto si riduce a nient'altro che questo, a stabilire se il diritto sia o non sia un valore, e il valore, se c'è, è intrinseco al diritto. Questo valore, cogna poi immediatamente dopo Satta, non si riduce a un complesso di norme mutevoli, parla della dottrina di Kelsen, e afferma, cito ancora, se il diritto è la regola del rapporto umano, esso presuppone il rapporto umano non come un fatto bruto sul quale un capriccioso legislatore opera senza altro limite che quello della propria legittimazione formale, ma come fatto normativo stesso. Il rapporto umano, dice Satta, è diritto, l'aggettivo si fa sostantivo e il sostantivo aggettivo, proprio per la sua intrinseca normatività. È diritto perché il diritto si risolve nell'essere del rapporto umano. Il giurista che considera il diritto come un valore e che è impegnato nello studio di essa tutta la vita non può chiudere gli occhi di fronte alla realtà e non può considerare come realtà l'erosione del concetto di diritto sul piano teorico. E sul piano pratico la complessità della vita sociale, con l'affiorare di potenti e prepotenti interessi per i quali il diritto sembra un ostacolo sul cammino, e il conseguente formarsi di nuovissime strutture statali o il deformarsi delle antiche. La sua osservazione lo porta a riconoscere, Satta scrive questo molti decenni fa, la sua osservazione, cioè l'osservazione del giurista, lo porta a riconoscere che esiste una vera e propria vocazione del nostro tempo a vivere senza il diritto. Ora, a me pare che siano parole che potrebbero valere esattamente nel momento odierno, quando effettivamente qualcuno pensa di poter vivere senza il diritto o senza una certa dimensione del diritto. E gli effetti di questa mentalità mi pare che siano sotto gli occhi di tutti. Su questo io non posso soffermarmi, ma ci tenevo a manifestare anche una mia posizione personale. E quindi entro subito nel tema che mi sono proposto. Dicevo, 4 possibili direttrici principali su cui l'opera di Satta può permetterci di riallacciarci agli esiti o a ciò che sta avvenendo in merito alla rivoluzione digitale. Il primo, il più semplice, li enuncio, poi li esamino, riguarda la natura del giudizio, che viene investito dalla algoritmizzazione della giustizia. Il secondo, forse meno intuitivo, riguarda la questione ontologica, e cioè il modo in cui la rivoluzione digitale impatta sulle categorie della realtà. Il terzo riguarda la percezione della temporalità e l'ultimo la dimensione della memoria. Dunque partiamo dal primo, l'algoritmizzazione del giudizio. Satta scrive che, cito nuovamente, gli uomini hanno messo al centro della loro esistenza il giudizio, e il giudizio è conoscenza del fatto, e questo è diritto per Satta. Il diritto non è altro che l'essere del rapporto umano, un essere necessitato, assoluto, perché tutti noi viviamo giuridicamente anche senza avere mai aperto il codice. E a questa vita del diritto si fa contro, viene opposta questa vita del diritto da quello che lui chiama il formalismo del giudice, perché, dice lui, il formalismo inizia dove il diritto finisce. E questo formalismo, che non è lo studio delle forme, non mi intrattengo su questa differenza, può condurre, cito ancora, ad una disumanizzazione del giudice e quindi ad una meccanizzazione del giudizio, istirilendo la fonte primaria del giudizio, che è l'intuizione. Ora, appunto, qui l'intuizione rispetto alla quale io pongo la vostra attenzione, quella della rivoluzione digitale, è molto facile e spontanea, perché mi sembra che questo tipo di formalismo del giudice, che appunto automatizza la giustizia, sia esattamente la direzione verso la quale spingono certe pratiche di algoritmizzazione del diritto, e in particolare quelle pratiche della giustizia predittiva di cui abbiamo sentito parlare e che sono costantemente all'agenda ormai della anche riforma della giustizia.
Leggendo Satta mi verrebbe da dire che queste sono pratiche che spingono verso la disumanizzazione del diritto nel senso più forte del termine, perché si tende ad espungere o comunque a mettere in ombra quell'elemento umano del diritto che in realtà è il diritto stesso. Quindi emerge una domanda filosofica importante: se e fino a che punto, accolta la definizione di diritto che Satta propone, questa algoritmizzazione della giustizia comporti ancora la possibilità di riconoscere il diritto così come l'abbiamo concepito fino a qualche decennio fa. In effetti il computer e l'intelligenza artificiale non intuiscono, calcolano, e nel calcolare verrebbe meno esattamente quella componente umana del giudizio che è ineliminabile nella fisionomia del giudizio che Satta dipinge, che è quella del giudice. Venendo meno il giudice verrebbe meno l'umano, venendo meno l'umano verrebbe meno il diritto. Questo è ciò che si potrebbe dire guardando al movimento impresso dalla penetrazione della rivoluzione digitale all'interno della nostra esperienza giuridica e quindi della nostra esistenza come esseri umani, che sono anche quegli esseri umani rispetto ai quali il diritto viene fatto. Questo mi sembra uno degli esiti piuttosto così, come dire, immediati a cui sembra portare la rivoluzione digitale. Non mi soffermo su questo, come anche gli altri piuttosto li enuncerò piuttosto che analizzarli. Perché appunto ci sono alcuni profili della rivoluzione digitale meno evidenti dell'algoritmizzazione della giustizia che spiegano un impatto profondo sul diritto, nel senso che stanno letteralmente cambiando il mondo in cui noi viviamo. Uno di questi, l'ho enunciato, è l'importanza della realtà. Scrive Satta: che cosa è la giurisprudenza? In 1000 modi si può rispondere a questa domanda, ma in tutti mi pare ci sia una nota costante ed è il riferimento al concreto. Nessuno cioè mette in dubbio che qualunque cosa il giudice faccia, lo fa agendo sul concreto. E il riferimento al concreto si lascia intendere, dice poi, come conoscenza del fatto. Nel suo profondo lavoro di astrazione, il giurista, dice Satta, elabora dei concetti, vale a dire comprende, secondo l'etimologia della parola, la realtà. Ed è la realtà che genera i concetti, anche se poi osserva, a volte è successo il contrario, come Chiosa, quell'esperimento della geometria topografica in cui due superfici si intersecano fin quando una ribalta l'altra, e quindi a volte è successo nella vita del diritto che fossero i concetti a generare la realtà. Perché nel diritto, e questa mi sembra un'osservazione molto importante, la conoscenza è esperienza e non esiste, dice Satta, dualismo tra teoria e pratica. Ora, noi stiamo vivendo, come dicevo e come tutti sappiamo, la cosiddetta quarta rivoluzione, termine che è stato coniato da Luciano Floridi, uno dei più autorevoli studiosi di questo tipo di fenomeni. E lo stesso Floridi ci informa che, cito da un testo appunto La quarta rivoluzione, le tecnologie informatiche stanno trasformando la natura stessa della realtà e quindi il significato che noi attribuiamo alla realtà, perché oggi la realtà ci appare come una infosfera, in cui per la prima volta sembra che siano gli esseri umani ad adattarsi alla tecnologia e non viceversa. Con le interfacce, cito ancora da Floridi, che diventano progressivamente meno visibili, la soglia tra il qui, l'analogico basato sul carbonio, l'offline, e il là, cioè il digitale basato sul silicio, l'online, sta rapidamente divenendo sfocata. Viviamo sempre più on life e questa distinzione tra online e offline sta progressivamente venendo meno. Questo cambiamento, ed è questo il dato su cui vorrei soffermarmi, sta producendo una nuova ontologia. Osservano in diversi che l'ontologia tradizionale, quella a cui Satta faceva riferimento parlando di realtà, quella a cui tutti noi pensiamo quando pensiamo a realtà, deve essere modificata e abbandonata, perché oggi assistiamo al proliferare di entità che popolano l'infosfera, che non è più solo un ambiente virtuale supportato da un mondo fisico, ma l'impressione è che il mondo fisico in cui noi viviamo sarà sempre più compreso in termini informativi, cioè come espressione dell'infosfera. Esistere oggi vuol dire esistere online. Essere vuol dire essere connessi. Quindi l'ordine digitale, questa osservazione la propone un altro filosofo che si chiama Hahn, che ha scritto un libro molto bello, Le non cose. L'ordine digitale dereifica il mondo informatizzandolo.
Oggi noi assistiamo appunto alla transizione dall'era delle cose all'era delle non cose. Sono le informazioni, piuttosto che gli oggetti, le cose tangibili, a determinare la realtà. Allora, nel mondo predigitale, quello di Satta, noi pensavamo che le informazioni, cioè ciò che noi diciamo intorno al mondo, illuminassero la realtà, cioè aiutassero a comprendere come stanno le cose. Ma piuttosto, dice Anne, dovremmo dire oggi che le informazioni non illuminano il mondo, anzi si genera l'effetto opposto. Da un certo punto in poi le informazioni non informano più, ma deformano. L'entropia informativa in cui noi viviamo, il caos informativo che noi abbiamo davanti, spinge cioè verso una società post-fattuale. Post-truth era è il termine che è stato coniato per descrivere questo fenomeno e pertanto oggi la distinzione tra vero e falso sembra venire cancellata. Quindi la quarta rivoluzione sta cambiando la realtà perché letteralmente cambia il mondo, fa venir meno quella realtà a cui noi eravamo abituati ed è quella realtà a cui Satta si riferisce quando parla della giurisprudenza, cioè del diritto, secondo la citazione che prima ho ricordato. E questo fa venir meno la distinzione fra vero e falso, cioè sembra poter far venir meno la stessa natura del giudizio a cui Satta ci richiama. Perché esprimere un giudizio vuole dire esattamente questo, conoscere la realtà e quindi sostenere che una certa descrizione della realtà è vera e una certa descrizione della realtà è falsa. Ma se il reale tende a scomparire, come si può adesso concepire un giudizio? Io la risposta a questa domanda non ce l'ho, però mi limito a ricordare come Aristotele, per esempio, nel descrivere il principio di non contraddizione come il bebaiotetos, il più saldo di tutti i principi, non solo ne coglieva il suo valore logico, quindi il discorso falso, autocontradittorio, non è ammissibile, ma soprattutto ne metteva in luce il suo valore ontologico. Vero è il discorso che dice le cose come stanno, coniava Platone, e cioè il discorso, per essere vero, deve designare in modo non contraddittorio rispetto alla realtà l'oggetto a cui si riferisce. Jan Łukasiewicz, che è stato uno dei logici più importanti del secolo trascorso, che ha scritto un volume sul principio di non contraddizione, ricordava come Aristotele combatteva per il principio di non contraddizione come si combatte per dei beni vitali. In quel momento, nell'Atene del IV secolo, si correva il rischio, poi realmente è successo, di vedere la polis disgregarsi perché i sofisti criticavano Aristotele sul PNC, i megarici facevano altrettanto, e per Aristotele questo comportava il venir meno della polis stessa. Perché? Perché Aristotele sapeva che se crollava il principio di non contraddizione, cioè la possibilità di discutere e di stabilire chi dei due discutendo dicesse il vero e chi il falso, sarebbe venuto meno la stessa società. Ora, io credo che quando Satta parla della crisi del giudizio e quindi della crisi dell'uomo, e dice che è una crisi spirituale, come tutti noi sappiamo, proprio questo possa essere nuovamente messo in luce. Se viene meno il reale, viene meno la possibilità di giudicare come veri e falsi i discorsi e quindi viene automaticamente meno il giudizio e quindi la società. Il giudicare non è un elemento accidentale del vivere insieme, è un elemento costitutivo del vivere insieme. Da qui appunto il valore politico della lezione sattiana. Per Aristotele, per i classici, non esisteva la morale come distinta dall'etica. L'etica era qualcosa che aveva un valore politico. Si davano insieme le cose. Noi non siamo individui, siamo persone che per natura vivono in una comunità. Su questo tornerò brevemente dopo. Quindi abbiamo detto, primo impatto quello della algoritmizzazione della giustizia, il secondo impatto la realtà, diciamo la dimensione dello spazio, ma la rivoluzione digitale ovviamente impatta anche su un altro profilo, perché spazio e tempo sono legati e così interviene anche sul livello temporale. Ora qui il discorso si farebbe anche più complesso perché chiamerebbe in causa categorie della psicologia comportamentale e cognitiva, ma io credo che sia sotto gli occhi di tutti, proprio fisicamente, avendo noi sotto gli occhi ormai tutti uno smartphone, e Anne dice che noi non siamo più Homo sapiens, ma siamo Phono sapiens,
La presenza massiva dell'uso del digitale, delle reti sociali nelle nostre vite, ha avuto un impatto considerevole sulla percezione del tempo e sul modo di misurarlo e di viverlo. Il fatto che noi si viva in un contesto sempre più accelerato e quindi che noi sentiamo sempre più pressante la necessità di condividere in tempo reale le esperienze della nostra vita quotidiana, di comunicarle online, in persone fisicamente distanti da noi, ha fatto sì che appunto la percezione del tempo appaia oggi come accelerata. Zimbardo, noto docente di psicologia, ha osservato che la tecnologia crea una sorta di ossessione rispetto al tempo, legata all'immediato presente e al futuro più prossimo. Parla di un fuso orario individuale, credo che l'espressione sia molto ficcante, che viene modificato dalla tecnologia perché questa accelera il nostro orologio interno e ci rende impazienti rispetto a tutto ciò che richiede più di pochi secondi per essere ottenuto. Tutti noi consumiamo questa esperienza laddove il nostro smartphone, la rete internet, il nostro computer non reagisce in millisecondi rispetto al nostro desiderio. Ecco, essere on life causa non solo l'annullamento dello spazio. Io nello stesso momento posso essere a Sassari e altrove nel mondo, ma soprattutto condensa le dimensioni temporali, passato, presente e futuro, in una sola, il presente, che contempla il futuro immediatamente prossimo. Solo che perdere la dimensione del presente, del futuro, tornerò fra poco su quella del passato, vuol dire perdere la dimensione della scelta. Scegliere vuol dire giudicare valutando e valutare giudicando. Satta scrive: giudicare significa postulare l'ingiustizia di un'azione, invocare quindi il giusto contro di essa. Allora, sin da Aristotele, nel De Anima, ciò che è costitutivo dell'essere umano appare essere la rappresentazione di scopi e l'anticipazione di mete come desiderabili. E quindi ed è anche in ragione di questo che si proietta il proprio sé in relazione e rapporto con gli altri in un mondo condiviso, che per Aristotele appunto è per natura, in base alla sua antropologia dello zoonpolitico. Grazie a questa capacità noi siamo anche capaci di spaziare in dimensioni temporali molto remote, proprio in ragione del nostro desiderio, del nostro appetito, del nostro, come si può tradurre il termine orexis, tendere verso, proiettarci rispetto a qualcosa. Non è un caso che Aristotele ne parli nella retorica e che agganci proprio a questa capacità di suscitare un desiderio la capacità del retore di persuadere l'uditorio ad intraprendere una certa azione, che è costitutivo proprio del farsi del diritto. E nella retorica si tratta proprio di questa capacità di saper generare in me, io posso essere anche retore di me stesso o in altri, una disposizione a rappresentarsi scopi e quindi il desiderio, che è il prodotto di questa immaginazione, mi fa intravedere un certo tipo di oggetto come desiderabile o meno. Da questo punto di vista, immaginazione e tempo nascono insieme, come distanza e libertà dalla necessità di risposta immediata a stimoli. Quindi l'immaginazione ci lega ad un possibile, ad un futuro che temiamo o speriamo. Il futuro pratico, come è stato scritto in un bel testo di Alberto Ferrarin, docente all'Università di Pisa, su Il mondo immaginario, è in marcia, dice lui, è un'espressione bellissima secondo me, verso il reale avvenire. Quindi il bisogno in questa veste non è assoluto, può essere sospeso o sacrificato, non è un riflesso automatico, perché la nostra volontà in questa dimensione non è asservita ai bisogni, ma può dominarli. Quindi nell'essere umano, diciamo, aristotelicamente dipinto, poi ovviamente c'è tornato Hobbes, Ricoeur, Lyotard, Kant e tanti altri, il bisogno si presenta come una indigenza, cioè come una mancanza esperita, che tende verso il riempimento, ma rimane al di qua della rappresentazione della cosa assente. Per il diritto, nella dimensione del giudizio, ma anche nella dimensione della produzione del diritto in quanto tale, tutto ciò ha un valore massimo. Infatti nell'azione giuridica l'immaginazione pratica tratta il reale avvenire come plastico, suscettibile di modificazioni,
Noi trattiamo il reale non come inerte, ma come ciò che è possibile di divenire altrimenti non faremo mai nessuna norma. Cioè, facendo diritto, noi assumiamo implicitamente di volere e di poter cambiare le cose, e quindi l'immaginazione lavora tanto sul piano teorico quanto sul piano pratico, cioè ci permette di conoscere le cose, ma anche di anticiparne il cambiamento, anche attraverso ovviamente la dimensione linguistica. Guardo l'amico Tommaso Gazzolo, perché su questo potrebbe dire molto meglio di come possa fare io. Allora, anticipare un piacere, cioè raffigurarsi l'oggetto del desiderio, implica il voler dire che io mi impegno a realizzare questo desiderio. Quindi l'immaginazione ci apre il mondo del valore, perché diventa condizione del giudizio sull'oggetto che non è ancora, perché viene assunto come esistente altrove e quindi possibile da realizzare. Ora, che ne è di tutto questo quando il tempo futuro non esiste più? L'attenzione verso l'oggetto permane, ma viene meno la proiezione verso un tempo che non sia l'immediato. Quindi noi pretendiamo tutto e subito, cioè desideriamo tutto, ma desiderando tutto non desideriamo in realtà più nulla. Non è un caso che le nuove generazioni, non quelle dei nostri studenti, ma quelle ancora più nuove, sembra manchino di desiderio. E questo è abbastanza paradossale, perché in realtà si parla molto di futuro, cioè le nuove tecnologie ci portano anche rispetto al problema, per esempio, dell'etica verso le generazioni future, ma se non c'è più il futuro così come l'abbiamo concepito, come possiamo concepire un'etica, cioè una responsabilità, una scelta di valore verso chi nel futuro dovrebbe esistere, quando il futuro per noi non c'è più e c'è solo un immediato presente? Ultimo punto. La proiezione non più verso il futuro, ma verso il passato, cioè quella della memoria, e qui sarò più rapido e corsivo. Allora, che la letteratura di Satta sia una letteratura sulla e della memoria, penso che non ci sia molto bisogno di discuterne. Peraltro la letteratura anche giuridica, nel senso che quando Satta da giurista scrive, è costante il suo richiamo e la necessità di abbeverarsi alle fonti del passato. Il mistero del processo spende parole bellissime, per esempio, su Chiovenda. Oggi forse si usa fare meno, no? Richiamarsi a questi grandi maestri, ma a volte era normale. E Satta interviene sulla memoria perché la memoria rimanda ad altro. Solo che anche la quarta rivoluzione interviene sulla memoria. Perché oggi nessuno più veramente si preoccupa di ricordare. Noi non ricordiamo più. Noi immagazziniamo i nostri ricordi nell'infosfera e poi chiediamo all'intelligenza artificiale di rimodellarli e ridarceli. L'intelligenza artificiale generativa non crea nulla. L'intelligenza artificiale generativa, infatti, che cosa fa? Assembla stocasticamente quanto conosce e conosce quello che noi diamo a disposizione, tutte le cose che abbiamo messo in internet, che ci sembra di mettere lì senza nessun costo, ma in realtà non è così. Perché sembra che noi alimentiamo internet senza costi apparenti, ma in realtà stiamo pagando un costo altissimo. Allora, è stato detto prima dal magnifico rettore che noi siamo qui per ricordare la figura di Salvatore Satta. Ed è stato anche detto dal sindaco che Satta vale studiarlo perché ci permette di comprendere come noi siamo nel mondo, questo termine bellissimo, oggettatezza, che riguarda molto la lezione heideggeriana. Allora, qui mi permetto di ricordare, non a caso, non le mie parole, ma quella di una persona molto più autorevole di me, e cioè di Hannah Arendt, la quale, in questo libro molto bello, Alcune questioni di filosofia morale, che raccoglie le lezioni che ella tenne a New York, lei ricorda a sua volta come nella lezione socratica la vera conoscenza si esprime nei termini di un dialogo per Socrate innanzitutto tra me e me. E questo lo si coglie tanto nell'Apologia quanto nel Critone, quando Socrate spiega perché ha deciso di agire come ha agito. E in questo silenzioso dialogo tra me e me, dice l'Arendt, risiede la mia stessa umanità. E qui c'è una connessione importante fra il ricordare e il pensare. Noi non possiamo ricordare qualcosa, scrive Hannah Arendt, a cui non si è pensato e di cui non si è parlato con se stessi.
Ora, questo mi dispiace per voi ragazzi, scusatemi se mi rivolgo a voi come se fossi un vostro professore, non lo sono, siamo dei privilegiati perché io non vi darò mai un voto, quindi possiamo anche parlare liberamente. Questo, dicevo, mi dispiace, ma comporta che voi facciate una cosa che non vi piace fare. Voi dovete studiare a memoria. Il fatto che si studi il diritto a memoria, che voi dovete imparare le norme a memoria, non è una cosa brutta, è una cosa faticosa, ma è una cosa importante. Perché se e solo se voi studierete il diritto a memoria, potrete, ricordando il diritto, pensare su di esso, cioè interrogarvi sul valore di quelle cose che ci permettono di vivere in società in un certo modo piuttosto che in un altro. Ora, io posso certamente, dice Arendt, rifiutarmi di pensare e di ricordare, pur restando un essere umano. Ma i pericoli che correrò saranno comunque grandi e non saranno solo per me, la cui parola, privata ormai della più eccelsa capacità umana di espressione, perderà ogni senso, ma saranno pericoli anche per gli altri, costretti a vivere con una creatura magari molto intelligente, ma del tutto priva di pensiero. Se mi rifiuto di ricordare, in effetti, mi trasformo in una creatura pronta e predisposta a compiere qualsiasi atto. Perché il ricordare ha a che fare con il mettere radici. Io sto parlando in una terra in cui si sa, questa cosa del mettere radici non ha bisogno di molte spiegazioni, però il ricordare vuol dire prendere posizione nel mondo. Farlo ricordando e quindi sapendo chi si è e chi non si è. E i peggiori malfattori, e chiudo con questo, sono coloro che non ricordano, semplicemente perché non hanno mai pensato e senza ricordi niente e nessuno può trattenerli dal fare ciò che fanno. Per gli esseri umani pensare a cose passate, e Satta questo credo lo sapesse molto bene, significa muoversi nella dimensione della profondità, mettere radici e acquistare stabilità, in modo da non essere travolti da quanto accade. Il peggior male, dunque, non è il male radicale, ma un male senza radici. E proprio perché non ha radici, questo male non conosce limiti. Proprio per questo il male può raggiungere vertici impezzabili, manchiando il mondo intero. Grazie dell'attenzione. Grazie molte, caro Federico. Dunque, nella tua relazione è certamente emersa quella parola che è una parola sattiana, giudizio. E il giudizio, tra le altre parole sattiane, è quell'elemento che collega anche problematicamente l'attualità del giurista che Satta invoca e la lotta contro il tempo in cui Satta vive. E questo è un problema aperto, ma il giurista in grande misura giudica, cioè pensa e qualifica, per usare un'espressione tecnica. Quindi leggere Satta, riflettere Satta è anche, potremmo dire così, un processo di autoanalisi, se si è giuristi in primo luogo, perché siamo chiamati a vedere fino a che punto il giudizio che dobbiamo esprimere in quanto giuristi possa o forse debba andare contro la realtà materiale. Un andare contro che potrebbe servire anche a trasformare la dimensione concreta, fattuale, materiale, empirica, storica. Quindi grazie per questa prospettiva che ha incentrato l'attenzione anche sul versante del giudizio. E ascoltandoti pensavo anche a un'altra questione. Salvatore Satta, che da un certo punto di vista senza dubbio era critico del tempo, del suo tempo, era però anche interessato alla novità. Nei quaderni, la famosa rivista che faceva da solo sostanzialmente, c'è una recensione critica ma simpatetica in certa misura a Mario Losano, il quale scrisse e fu un pioniere in questo ambito, un libro sulla giuscibernetica. E Satta, pur dichiarando la sua ovvia ignoranza e la difficoltà di comprendere, recensendo quel volume, faceva intendere, faceva capire che era interessato perché non rifiutava in certa misura la realtà,
che però al contempo rifiutava rispetto a certi esiti della realtà nella quale lui viveva. Quindi giudizio, impegno etico-morale. Il giudizio e l'impegno è un tema trasversale anche questo, non riguarda soltanto il diritto, riguarda anche la letteratura. Pensiamo a quel saggio, secondo me molto interessante e anche condivisibile, di Walter Siti, Contro l'impegno. Perché se il giurista, il romanziere, il letterato, il critico letterario debbono giudicare, non è detto che il giudizio debba per forza essere unilaterale. Perché uno scrittore, una scrittrice dovrebbe, in quanto scrittrice o scrittore, adottare soltanto le parti, la prospettiva di uno dei personaggi? Perché mai? Non è forse questa una limitazione? Non è forse questo un modo per far trasformare la letteratura in impegno, ma non nel senso migliore del termine, e così via? Questa dimensione problematica del giudizio, dell'impegno culturale, etico, morale, è presente, è molto presente in Satta, e anche da questo punto di vista quindi il lettore è sempre chiamato a dialogare criticamente con Satta. Quindi grazie molte al professor Puppo per questa relazione che ci ha dato molti spunti. Proseguiamo e ora dalla filosofia del diritto e dalla filosofia anche in senso più ampio ci spostiamo sul versante della critica letteraria, della letteratura. Quindi do molto volentieri la parola a Luca Stefanelli, che ci parlerà su Scrivere per cancellare, problemi ermeneutici e strutturali nel giorno del giudizio, appunto, di Salvatore Satta. Prego Luca, ti ascoltiamo molto volentieri. Grazie a Mauro Grondona, anch'io mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori, al comitato scientifico per questa magnifica opportunità di ricordare Satta qui oggi nel suo cinquantenario. Mi è caro ricordare in partenza, io rappresento indegnamente l'Università di Pavia, il passaggio pur brevissimo nella formazione di Satta per poco tempo proprio dall'Università di Pavia. E parto dal titolo. L'intervento che mi ha preceduto parlava di memoria, e la scrittura solitamente è funzionale, si pensa come funzionale alla memoria, quella di Satta, scrittura letteraria, forse è paradossalmente l'opposto. Scrivere per cancellare. Il titolo della mia relazione prende spunto da un sintagma dantesco che, isolato dal suo contesto, mi sembra compendiare perfettamente l'istanza paradossale alla radice del capolavoro di Satta, dove il recupero memoriale non è al servizio di una rievocazione del tempo perduto. Satta, come sappiamo, rifiutò sempre ostinatamente di leggere Proust, ma del tentativo, altrettanto disperato, di revocarlo, rendendolo non avvenuto. La citazione proviene da Paradiso 18:130, ma tu che sol per cancellare scrivi, dove il riferimento va alle scomuniche comminate e poi spesso annullate in cambio di denaro da Papa Giovanni XXII, e figura in forma vocativa a titolo del paragrafo primo F della vita etica di Giuseppe Capograssi, maestro indiscusso di Satta, o tu che sol per cancellare scrivi. Riprendendo argomenti che ho sviluppato in maniera più articolata nel mio volume di qualche anno fa, Rovesci del diritto, e in un breve contributo successivo, tenterò di mostrare oggi in primo luogo come questa narrazione-cancellazione autobiografica sia tributaria del concetto sattiano di giudizio, e come questo nesso, essenziale sul piano ermeneutico, forse può illuminare anche alcune questioni di carattere metanarrativo e filologico. L'incompiutezza del romanzo può essere considerata solo accidentale, ossia legata alla malattia e alla morte di Satta, oppure anche strutturale. Nell'inversione dei due capitoli finali della parte prima, di cui ha riferito Marci nella sua edizione critica dell'autografo del giorno del giudizio, si può riconoscere una intenzionalità autoriale, per quanto ipotetica? Vediamo.
Ricordo in breve che il romanzo è suddiviso in una parte prima e in una parte seconda. La parte prima, ripartita in 20 capitoli, ha il proprio centro geometrico, l'espressione è di Vittorio Spinazzola, nel 10° capitolo, legato sia al primo sia al 20° da un sapiente gioco di riprese e di antitesi. Questa calcolata simmetria strutturale è però scompaginata dalla parte seconda, sorprendentemente esigua, una paginetta dell'edizione Ilisso. Osserviamo però con Marci che così avviene nelle stampe, variamente esemplate sul dattiloscritto ideografo. Nel manoscritto invece la parte seconda, coincidente con la seconda delle 2 agende su cui Satta verga il romanzo, è più ampia e si conclude con la virgola che segue le parole. In tutta questa confusione era tornato in campo Mussolini. Virgola che lascia nel lettore tutto il senso di sospensione che ci coglie di fronte all'incompiuto, nota sempre Marci. È dunque oggettivo che l'intenzione iniziale di Satta fosse quella di proseguire, nella parte seconda, la narrazione autobiografica, passando dall'infanzia alla prima maturità. Intenzione dichiarata, peraltro, proprio nelle ultime righe edite del romanzo. Resta però dubbio il valore di questa oggettività e quale significato vada attribuito alle dichiarazioni del narratore. Nell'explicit del romanzo si legge: per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti risusciti, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale. È quello che ho fatto io in questi anni, che vorrei non aver fatto e continuerò a fare, perché ormai non si tratta dell'altrui destino, ma del mio. È possibile che nel passaggio dal manoscritto al dattiloscritto l'affermazione «è quello che continuerò a fare» abbia assunto un valore diverso? Come dicevo, per tentare di rispondere a questa domanda bisogna penetrare più a fondo la nozione di giudizio e le sue implicazioni sul piano dell'autobiografismo, giudizio su cui altri hanno molto più titolo per parlare di me e lo faranno oggi. Io spero insomma di non dire stupidaggini. Autobiografismo che nel giorno del giudizio, come ha mostrato Spinazzola, ha carattere del tutto peculiare e si discosta per più aspetti dalle norme del patto autobiografico individuate da Philippe Lejeune, avvicinandosi, aggiungo di sfuggita, a quelle più sfumate del romanzo familiare. Penso ad esempio alla posizione defilata del narratore interno, più spesso testimone che protagonista delle vicende narrate, e al fatto che queste ultime in vari casi gli siano note solo indirettamente, attraverso documenti storici, racconti uditi e riferiti, eccetera. Ma veniamo al giudizio, svolgimento giovanneo ed escatologico che non può avere inizio se non dalla fine. Sintetizzo facendo riferimento agli scritti giuridici raccolti da Satta nel volume Soliloqui e colloqui di un giurista nel 68. Per Satta, controintuitivamente, il giudizio non ha lo scopo di applicare una legge che preesiste alla dinamica del processo, né ha lo scopo di punire o eventualmente di assolvere, né quello di determinare la verità. Perché, primo, la legge è una pura astrazione priva di consistenza, una universalità vuota, sin quando nel processo essa non assume di volta in volta il contenuto concreto ed empirico del singolo caso. Secondo, perché la pena non è la cura che il processo somministra una volta diagnosticata e accertata l'eventuale patologia, ossia l'eventuale colpa. La patologia è la fisiologia del processo e la pena vi inerisce al punto che non ha senso usare questo termine al di fuori del quadro ermeneutico da esso costituito.
Per dirla con Satta, che in questo compendia Kafka, forse inconsapevolmente ma perfettamente, il giudizio è la pena, la sola vera pena. Terzo, perché l'atto misterioso e luminoso del giudizio è tale in quanto non ha uno scopo. È un atto fine a se stesso, autotelico, direbbe il filosofo del diritto Amedeo Conte. La verità del giudizio, inteso come atto ermeneutico, cioè conoscitivo, non è il prodotto esterno del giudizio, ma il suo lavoro interno. Lavoro che si configura negli scritti di Satta, e in particolare nel celebre Mistero del processo, sia come concreto divenire, sia come arresto e ripiegamento del tempo su se stesso. Con un'espressione ossimorica potremmo dire, insomma, che il giudizio è il dinamismo immobile della legge. Il suo mistero, termine sattiano, se altri ce ne sono, è il potere magico del negativo, la Zauberkraft hegeliana, quell'elemento scisso e irreale che secondo Hegel è il momento essenziale in cui il concreto, per l'appunto scindendosi e irrealizzandosi, si pone come automovimento. Ho citato dalla fenomenologia dello spirito. Nella dimensione del giudizio, la soggettività si costituisce, sono parole di Satta, come centro di imputazione che sopravvive persino alla propria morte. E del resto si può dire correlativamente che il giudizio implica la soggettività, perché non vi è giudizio se non vi è responsabilità e non vi è responsabilità se non sussiste uno iato tra la legge e quella singolarità che ad essa si oppone costitutivamente, l'individuo, che è colpevole per il puro e semplice fatto di esistere, come dice Satta in diversi luoghi del romanzo. Forse si intravede meglio ora quella che vorrei chiamare la poetica autobiografica del giudizio. Bisogna, diceva Satta nel passaggio citato, che ci sia uno che ti raccolga, ti risusciti, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale. La soggettività, cioè, può liberarsi da se stessa, dal proprio essere stata, e ricongiungersi così all'universale, soltanto se si compie il mistero della parola. Cito, parola che per essere se stessa ha bisogno della parola di un altro, della volontà particolare, che non può realizzarsi se non diventa, attraverso quest'altro, volontà universale. Che cosa è questo mistero? È il mistero del diritto, di quello che vorrei chiamare l'alterità del diritto. La citazione proviene da un altro scritto giuridico di Satta, Poesia e verità nella vita del notaio, testo di grande rilievo anche perché l'autore vi narra 2 episodi della vita del padre notaio che racconterà anche nel centrale capitolo 10 del romanzo. Tra un piroscafo e l'altro, il narratore del giorno del giudizio si era incamminato verso il cimitero di Nuoro per ristabilire il colloquio senza il quale le pagine del romanzo non avrebbero potuto continuare. Ed ecco che, come in una di quelle assurde processioni del paradiso dantesco, vede sfilare in teorie interminabili gli uomini della sua gente. Cito, tutti si rivolgono a me, tutti vogliono deporre nelle mie mani il fardello della loro vita, la storia senza storia del loro essere stati. E forse mentre penso la loro vita, perché scrivo la loro vita, mi sentono come un ridicolo Dio che li ha chiamati a raccolta nel giorno del giudizio per liberarli in eterno della loro memoria. Le ombre cercano nel narratore quell'altro che medi nella parola scritta la loro e compia così il mistero della nascita del linguaggio, restituendo l'esistenza dannata all'assoluto, vale a dire alla morte. La scrittura è dunque questa pratica irrealizzante, questo compimento giudiziario negativo.
E il narratore si sente un ridicolo Dio non solo per rapporto con il grande giudice finale. L'essenza del giudizio consiste per Satta nella terzietà del giudice. Quella della narrazione dovrebbe consistere allora, per analogia, nella terzietà del narratore, il quale tuttavia può essere sì l'altro dei suoi personaggi, ma non l'altro di se stesso. È la questione dell'autobiografismo del giorno del giudizio. Torniamo alla parte seconda, dove Satta scrive: forse non erano Don Sebastiano, Donna Vincenza, Gonaria, eccetera, tutti gli altri che mi hanno scongiurato di liberarli dalla loro vita. Sono io che li ho evocati per liberarmi della mia, senza misurare il rischio al quale mi esponevo di rendermi eterno. Il rischio del romanzo giudizio autobiografico risiede nel fatto che il narratore ha cercato di liberarsi dalla propria individualità, cioè il proprio peccato di fronte all'universale, mediandosi a sua volta nei personaggi di cui racconta. Ma nel far questo potrebbe essersi reso eterno, perché se il narratore è l'altro dei suoi personaggi, usando una formula di Lacan, si può dire che non vi è però un altro ulteriore e ultimo, terzo, che in quanto tale possa chiudere la fuga o il processus iudici della significazione. Da questo punto di vista il giorno del giudizio è un romanzo anche strutturalmente incompiuto, perché l'unico compimento possibile è il giudizio. Ma il giudizio, come abbiamo visto, presuppone l'alterità del diritto e della parola, che nel romanzo resterebbe preclusa, se Satta, con una delle sue sterzate magistrali, non avesse trovato il modo di introdurla paradossalmente proprio in quella paginetta, per così dire, non finale. Tra il primo e il 20° capitolo l'autore aveva già disegnato la forma compiuta del libro e l'aveva chiusa su se stessa lungo l'asse di simmetria del 10°. La parte seconda è il luogo liminare in cui la scrittura si disfa dall'interno per catturare il suo fuori, lasciando dietro di sé il romanzo come la pelle morta del serpente. La non conclusione pirandelliana della parte seconda è insomma l'alterità maiuscola della vita, non annuncio metanarrativo senza seguito, ma gesto intransitivo e consapevole che smaglia nell'ultimo tratto l'arazzo del romanzo giudizio. È con questa non chiusura che Satta sceglie, secondo me, di chiudere, aprendo. Per le stesse ragioni mi pare che il giorno del giudizio si possa considerare postumo non solo nel senso ovvio e oggettivo, ma anche per ragioni intrinseche e non contingenti. In un breve ma densissimo saggio sull'Age d'homme del grande scrittore e antropologo francese Michel Leiris, del 1939, Denis Ollier ha spiegato il rapporto tra autobiografia e decollazione, che si coglie icasticamente, ad esempio, nel Davide con la testa di Golia di Caravaggio, dove il pittore presta il proprio ritratto alla testa mozza del gigante. Secondo Ollier, la decollazione costituisce la scena primaria del genere autobiografico e in generale dell'autorappresentazione. In questa scena il soggetto autobiografico può staccarsi da se stesso ed esporsi come moi qui meurt, come me che muore. Il moi qui meurt di Satta è però molto diverso da quello di Leiris, abitante della moderna metropoli parigina. L'autoantropologie leirisiana si dispiega interamente en tripologie, nelle viscere dell'appartamento, secondo una glossa paronomastica dell'autore. Si svolge cioè all'interno di una famiglia compiutamente nucleare e come tale sganciata dalla logica arcaica dell'identità e dell'appartenenza. Il me che muore di Satta muore invece solo nella morte di un mondo, che è la nuoro della sua infanzia. A differenza di Leiris, Satta non nasce sradicato e la sua autoantropologia non ha dunque bisogno di una decollazione. Ciò che gli serve è soprattutto una fine del mondo, un'apocalisse.
Il romanzo è necessariamente postumo per questo, perché viene dopo la fine di tutto, anche o soprattutto del suo autore, che pure ha corso il rischio, come abbiamo letto, di rendersi eterno. Nella seconda parte della mia relazione vorrei provare almeno ad accennare a un'altra questione che è centrale nel romanzo e niente affatto irrelata con quanto detto sinora, quella del testamento, problema che sembrerebbe spostarci dal contesto giudiziale a quello notarile. Ma giudice e notaio, argomenta Satta nel saggio citato Poesia e Verità, non svolgono funzioni così diverse, quantomeno dal punto di vista dell'alterità del diritto. E notaio, come sappiamo, è uno dei maggiori personaggi del giorno del giudizio, Don Salvatore Satta Carroni, padre dello scrittore narratore interno. La rievocazione autobiografica presuppone, si è detto, una frattura, che è al contempo personale e antropologica. Essa è rappresentata sul piano personale dalla partenza per Sassari di Salvatore, che avrebbe poi proseguito i suoi studi nel continente e che, a differenza dei fratelli, non sarebbe più tornato in seno alla famiglia d'origine. Sul piano antropologico, come dicevo, si tratta invece della catastrofe della Nuoro arcaica, al sopraggiungere della modernità. C'è però anche, se non soprattutto, una ferita intima e profonda che nel romanzo si manifesta in alcuni significativi lapsus, ma anche in un tema che ricorre ossessivamente nel giorno del giudizio e in altri scritti di Satta, il tema del conflitto biblico tra Caino, l'agricoltore, e il pastore Abele, prediletto dal Dio Padre. Conflitto che si riflette anche nell'atteggiamento ambivalente di Satta nei confronti dei contadini del quartiere nuorese di Seuna, da una parte, e dei pastori abbigeatari di Sant'Upredu, dall'altra. È un nodo che ha radici lontane in Satta, come ha ricordato anche Angela Guiso nella sua recente monografia su Satta, e che si lega anche a una prova narrativa incompiuta dopo La Veranda, identificata con alcuni fogli ritrovati da Gino Satta e pubblicati da Aldo Maria Morace in appendice al volume curato da lui e da Antonio De Logu nella scrittura di Salvatore Satta. Ne abbiamo notizia nella lettera che Satta scrive alla futura moglie Laura Boschian alla vigilia delle nozze, il 22 aprile 39, ora pubblicata a cura della stessa Angela Guiso nel volume dal bel titolo Mia indissolubile compagna. Qui Satta raccontava di aver iniziato a scrivere un romanzo autobiografico dove il suo alter ego è combattuto tra l'inerzia di quella che chiama la triste eredità materna e la redenzione rappresentata da Laura. Il romanzo si sarebbe intitolato proprio Caino. Ma allora Satta è dalla parte di Caino o di Abele? Si identifica con il contadino assassino o con il pastore vittima? E in ogni caso, chi è la sua controfigura, il suo altro? Qual è il delitto e qual è il suo movente? Rispondere in maniera esaustiva significherebbe svolgere tutta l'intricatissima dinamica dei rapporti nella famiglia Satta. Ma un elemento biografico doloroso, che viene taciuto nel romanzo, permette di tagliare il nodo gordiano. Come testimonia l'edizione critica di Marci, la stesura del romanzo ha inizio il 25 luglio del 70. Esattamente un anno prima, il 25 luglio del 69, fu pubblicato il testamento di Filippo Satta Galfrè, fratello di Salvatore, morto una settimana prima, donando al seminario vescovile tutte le proprietà di famiglia, tra cui la campagna di Locoi, lungamente e splendidamente sublimata nel romanzo, a patto che il seminario si impegnasse a costruirvi un collegio femminile. Lo aveva intuito Vanna Gazzola Stacchini, che aveva visionato e pubblicato alcuni passaggi del carteggio con Bernardo Albanese, lo aveva appreso chi parla dalla cronaca di Sassari del 2002, dove si dava notizia delle vicende seguite alla donazione e dove si menziona in particolare la data di pubblicazione dell'atto. Se ne ha articolata e accurata notizia a partire dal 2019 nell'edizione francese del carteggio Satta Albanese dal titolo Je vous écris avant l'aube. Il giorno del giudizio è il giorno del testamento.
Last not least se ne ha notizia nelle lettere pubblicate da Angela Guiso, questa volta in italiano, nella monografia citata, che documenta anche come Satta, incredulo di fronte alla scelta del fratello, avesse ipotizzato che si trattasse di un falso testamento. Quali che fossero le ragioni di Filippo, l'effetto che l'esclusione dall'eredità dovette sortire su Satta si coglie non solo dalle lettere ad Albanese e dalla coincidenza cronologica citata, ma anche nel brano che vado a leggere. Siamo al principio del terzo capitolo. È estate, un'alba di mezzo agosto del 1970. L'io narrante si trova nella casa di Fregene, intento a scrivere quelle pagine, dice, che nessuno leggerà, perché spera, vero o falso che sia, di avere tanta lucidità da distruggerle prima della sua morte. La casa è grande e bella, comoda. Ho cercato di far rivivere le linee delle antiche case sarde che mi porto da 50 anni nel cuore, ma l'architetto non ne ha capito nulla. Non importa, la casa non sarebbe ugualmente stata mia, perché nostra non è la casa che ci facciamo, ma la casa che ci viene tramandata dai nostri padri, quella che riceviamo apparentemente gratis, in realtà attraverso il lavoro, onesto o disonesto che sia, delle generazioni. L'investitura ereditaria, inscindibilmente simbolica e materiale, non sarebbe mai giunta all'ultimo, il più piccolo dei figli di Don Salvatore, il figlio in cui i genitori avevano voluto ripetere il nome del padre, come il narratore non perde occasione di ricordare. Quel figlio che è una sorta di eschaton proton mancato, si direbbe, e che per via della sua ostilità viene designato dal padre con l'appellativo scatologico di merdoso ultimo. Ma anche quello che, stabilendosi nel continente, aveva fatto la carriera più brillante, realizzando i sogni di gloria del padre e smentendo le profezie di sventura della madre. Al vero Abele, condannato all'esistenza nomadica del pastore, il padre aveva sempre preferito, a differenza del Dio biblico, quello che il narratore rappresenta come uno stanziale e amletico Caino, il fratello Filippo, al cui impietoso ritratto e al cui fallimento esistenziale è dedicato non a caso l'ultimo capitolo della parte prima. O meglio, quello che, come dicevamo sulla scorta di Marci, diviene l'ultimo capitolo, il 20°, in uno scambio con l'attuale penultimo, 19°, incentrato su un episodio della vita del padre Don Salvatore. Uno scambio la cui responsabilità non è possibile attribuire con certezza a Satta e che ripete, mutatis mutandis, quello dichiarato nella dedica del volume sull'esecuzione forzata del 37, in un brano che varrebbe la pena di leggere integralmente se se ne avesse il tempo. La poesia appare qui una concessione che non può durare più di un minuto nel contesto dei libri giuridici, riprendo espressioni di Satta. E un pur orgoglioso apprezzamento per la propria produzione giuridica non comporta però l'amore che si potrebbe nutrire solo per un'opera letteraria appartenente alla vita interiore di chi la scrive. È facile avvertire in queste righe la malcelata amarezza del giurista che ha rinunciato alla vocazione letteraria. Ricordo a questo proposito che circa 2 anni dopo, nel 1939, Satta aveva iniziato a scrivere la storia autobiografica di Caino, dopo l'esperienza deludente della veranda. Ma c'è soprattutto, come dicevo, un'evidente analogia tra la prefazione all'esecuzione forzata e quanto avverrà nel romanzo. Il passaggio di testimone dal padre al fratello, qui con un segno positivo che si rovescia nel giorno del giudizio. Nella prefazione Satta evoca l'iniziazione al mistero del diritto nello studio di Don Salvatore, come farà nello scritto citato del 55 su poesia e verità nella vita del notaio. Anche lì si tratterà di poesia nel contesto apparentemente incongruo del notariato.
ma pone il vero esordio del giurista, che sappiamo fallimentare, sotto la guida del fratello. È a lui che l'autore desidera offrire il primo importante frutto delle sue fatiche nel campo del diritto. Una testimonianza, dunque, di profondo affetto per una figura esemplare, quale di fatto fu quella dell'avvocato Filippo Satta Galfrè, non solo a livello privato e non solo nel ristretto contesto del foro nuorese. Filippo Satta, noto civilista e autorevole guida per coloro che furono suoi allievi, così Gazzola Stacchini, fu anche antifascista e membro della Consulta Nazionale tra il 45 e il 46. Unico del Partito Socialista, venne poi eletto nel 57 al Consiglio regionale della Sardegna, dimettendosi tuttavia pochi mesi dopo. Il solo elemento che lo accomuna al personaggio del giorno del giudizio, ossessivo e inconcludente uomo senza qualità, cito insomma il capolavoro di Robert Musil, è quindi il fatto che restò scapolo. Come che sia, la divaricazione tra realtà biografica e invenzione letteraria ci interessa solo nella misura in cui può gettare qualche luce sulla seconda, e in particolare sulla funzione di Filippo nel romanzo. Come era avvenuto nella dedica del 37, il fratello avvocato subentra dunque al padre, ma la caratterizzazione negativa del primo, nel romanzo, inverte la valenza di questo avvicendamento. Filippo è diventato Caino, l'eroe un antieroe. Sappiamo perché. Torniamo dunque all'inversione dei capitoli e concludiamo. La prudenza è necessaria, ma mi pare decisamente antieconomico ipotizzare che il primo editore, fedele persino nelle varie sviste al dattiloscritto, abbia introdotto di comune accordo con i familiari dello scrittore una modifica di tale rilevanza. L'innovazione incide evidentemente sulla struttura del romanzo, che in un primo tempo si apriva e si chiudeva circolarmente sulla figura centrale del patriarca, eccettuata ovviamente la breve appendice della parte seconda, e che invece nell'ultimissima fase avrebbe assunto una forma meno simmetrica. Ma ci sono molti modi di chiudere un cerchio, alcuni più sottili di altri. Osservo rapidamente che il 20° capitolo dell'autografo e della prima stesura dattiloscritta, divenuto 19°, viene a comporre, con i 2 capitoli precedenti, quello che mi è parso di poter definire altrove un trittico dell'Apocalissi, la cui tragicità consiste proprio nell'impossibilità del tragico e nel suo rovesciamento beffardo e farsesco. Primo pannello, Ignazia e la morte di Dio, nella persona del fratello canonico Antonicco. Secondo pannello, il carnevale nero di Pietro Cocco, o Catte nell'edizione Adelphi. Terzo, il terribile episodio del cane crocifisso dal mezzadro per placare una siccità dai tratti biblici. Questa progressione, molto coesa, prepara l'acme del XX, dove l'ossessione amletica di Ludovico Filippo risucchia nel suo vortice la famiglia Satta Carroni e l'intera Nuoro, perché Don Salvatore aveva scelto di attaccare la sua vita, uso un'espressione di Satta, non al merdoso ultimo, ma a colui che avrebbe gettato in un'anonima fossa comune il frutto del suo sacrificio, il capitale economico e simbolico accumulato con tanto sforzo nella vicenda delle generazioni. Un socialista, per di più, come quel Don Ricciotti Bellisai, che per ben 2 volte, capitoli 13° e 19°, lo aveva minacciato, valendosi strumentalmente dell'ideologia per sostenere le proprie ingiuste rivendicazioni personali. In entrambe le occasioni Ziu Poddanzu aveva salvato il suo Alternos, ma nulla avrebbe potuto fare contro la silenziosa macchinazione dell'erede, la cui ombra, non a caso, viene fatta filtrare attraverso la porta di Don Sebastiano nelle ultime righe del romanzo, a dargli la consapevolezza dell'errore e della sconfitta definitiva. Le circostanze compositive non lasciano dubbi e trovano un pandan perfetto nell'inversione dei capitoli. Il giorno del giudizio è il giorno in cui la trasmissione testamentaria ereditaria si è interrotta, ed è nel luogo simbolico, nell'anniversario di questa frattura definitiva, che il giorno del giudizio prende avvio.
per chiudersi, tuttavia, come abbiamo visto al principio della relazione, con l'apertura costituita dalla parte seconda. Malgrado tutto, il giorno del giudizio, permeato dal più oscuro e radicale nichilismo, con rare ma bellissime schiarite, è un romanzo a lieto fine, e in questo sta forse la prova più alta, tra le moltissime altre, della grandezza sua e del suo autore. Grazie. Grazie Luca, grazie al professor Stefanelli, e anche qui rivolgendomi alla parte più giovane del nostro uditorio, il tema del giudizio è nuovamente emerso in termini molto forti. Un giudizio che, se apre un aspetto, non voglio dire problematico perché sarei rimproverato da Angela Guiso, ma diciamo dialettico, quantomeno dialettico, perché la tensione c'è, e si potrebbe dire sì, e si spiega anche perché Satta, quando pensava al giudizio, non pensasse alla disposizione, al testo, perché era generale e astratta, come gli studenti sanno fin dal primo anno, ma pensava appunto a un giudizio, e tu hai fatto riferimento espresso, a un giudizio concreto, che appunto concretizzasse la regola astratta generale in, potremmo dire, regula iuris, giudizio individuale pratico. E da questo punto di vista, in termini dialettici, se ci chiediamo perché scrivere per cancellare, perché questa ansia di scrivere, quindi di fermare la realtà ma poi di cancellarla, beh forse, e qui penso al diritto processuale civile in particolare, guardando Pier Giuseppe Lai, perché in questo modo, se io cancello, se Satta scrive e cancella, Satta pensa e poi cancella, cioè revoca il giudizio, quello che ha pensato, impedisce che si formi la cosa giudicata, impedisce di immobilizzare la realtà. Quindi vediamo che questa ansia, che è un'ansia metafisica, non è soltanto un'ansia giuridica, non è soltanto un'ansia letteraria, è un'ansia esistenziale, che rappresentava per lui un travaglio enorme, e emerge sempre, da qualunque punto osserviamo la sua opera in quanto letterato, in quanto giurista, vediamo come questa tensione tra la mobilità delle cose, della vita, e l'esigenza anche però di dare un ordine alla vita e alle cose. E Satta era sicuramente un giurista orientato verso l'ordine, non era un giurista che guardava con favore a una situazione sociale caotica, niente affatto. E però allora l'esigenza di questo ordine, ma un ordine mobile, diventa ancora più pressante e diventa certamente dialettica. Bene, ancora grazie a te Luca. A questo punto, dato che il prossimo relatore, che si è collegato, già saluto, Gianmario De Muro, parlerà tramite collegamento telematico, a questo punto facciamo una pausa tecnica, ma molto breve, di 10 minuti, quindi sono le 11:05, ci vediamo alle 11:15. Grazie e a tra poco.
Bene, possiamo riprendere i nostri lavori e a questo punto torniamo sul versante giuridico e do molto volentieri la parola al professor Gianmario De Muro, che ci parlerà su la morte della patria e l'idea di Costituzione in Salvatore Satta, un tema molto interessante e anche questo problematico. Prego, a te la parola, ti ascoltiamo molto volentieri. Bene, intanto mi sentite bene? Sì, grazie. Benissimo. Bene, intanto un saluto caro a tutti i colleghi e le colleghe presenti all'Università di Sassari e ai colleghi anche che vengono da fuori. Mi dispiace non essere potuto venire, ma ieri sarei dovuto partire in mezzo alla tormenta e qua c'era un allarme meteo piuttosto importante che ha determinato un po' di difficoltà sulla mia città. Quindi da oggi vi saluto e intervengo volentieri anche da remoto, ci tenevo molto ad essere presente. Io parlerò dell'intreccio della vita di Salvatore Satta sotto il profilo attraverso la costruzione di quella che possiamo chiamare l'idea di Costituzione in Satta, poi cercheremo di capire quali sono gli elementi che la caratterizzano, perché il tema innanzitutto deve partire dalla ricostruzione fatta in maniera magistrale nel libro che è stato scritto e curato da Angela Guiso e Carlo Federice Casula nel carteggio tra Salvatore Satta e Piero Colamandrei. Un carteggio talmente intimo e profondo che a un certo punto Satta arriverà a dire che vi è stata differenza etnica nel dominio dell'inconscio, cioè una cosa così forte che porterà appunto alla determinazione, alla qualificazione delle due anime che discutevano intorno a questi temi. Ora, quando parliamo di Costituzione, naturalmente ci riferiamo ad un testo scritto, ci riferiamo nella maggior parte dei casi a un testo scritto e possiamo qualificare la Costituzione da molti punti di vista. Evidentemente possiamo parlare di Costituzioni ottriate, possiamo parlare di Costituzioni rigide, possiamo parlare di Costituzioni flessibili, ma in realtà, e questo è uno dei primi punti che voglio anticipare direttamente all'inizio della mia relazione, quando parliamo di Costituzione possiamo anche parlare dell'idea di Costituzione e quindi possiamo parlare di ciò che la Costituzione stessa può avere, al di là del documento, come elemento che caratterizza l'idea stessa di Costituzione. Nella letteratura inglese troverete spesso questa determinazione di idea of the Constitution is more important than the Constitution itself, cioè l'idea di Costituzione è molto più importante della Costituzione stessa. E questo viene dalla tradizione di un costituzionalismo che non ha avuto bisogno di una Costituzione scritta per considerarsi come un sistema con una Costituzione. Infatti la Costituzione della Gran Bretagna è una Costituzione fondamentalmente non scritta, ma basata su constitutional conventions, quindi su regole costituzionali non scritte. Quindi la ricostruzione di un'idea di Costituzione nella letteratura, negli scritti di Satta, passa appunto da questa consapevolezza, e cioè il fatto che le Costituzioni possono anche essere non scritte, possono anche essere non scritte e possono anche essere costruite appunto sulla base di ciò che è sottostante rispetto alla Costituzione. Da questo punto di vista cito per tutti il costituzionalista scozzese Neil McCormick, che appunto parlava soprattutto dell'idea di Costituzione che è sottostante al testo della Costituzione stessa. Questo è un tema che secondo me è molto importante in questa fase complessa, perché probabilmente dovremmo riprendere a discutere al netto di tutte le tematiche complesse che ci sono sotto del fatto se l'Europa, l'Unione Europea,
che fondamentalmente è basata su un sistema di valori condivisi. Io penso e sono convinto che ancora siano assolutamente condivisi, non abbia comunque una Costituzione che è appunto è dotata di un blocco di costituzionalità che è riferito a dei valori che sono appunto condivisi. Bene, allora, per tornare a Satta, l'intreccio delle due vite dei due amici giuristi e letterati, due hommes situés, potremmo dire in francese, che si ricava l'idea di Costituzione, è appunto una Costituzione non scritta, che però parte dall'idea, e che secondo me è tutta come dire, costante negli scritti di Satta. Non voglio anticipare sicuramente cose che dirà Angela Guiso, però dai suoi libri questo emerge in maniera molto chiara ed è il punto sul quale voglio appuntare la vostra attenzione. Ed è l'idea di libertà che deve tenere l'uomo lontano dallo Stato. Nella tradizione del costituzionalismo italiano, cito soltanto Vezio Crisafulli, per la ricostruzione dell'idea della forma di Stato, l'idea della forma di Stato è strettamente collegata al punto della dimensione del rapporto tra autorità e libertà. Nella dimensione del rapporto tra autorità e libertà, la misurazione di questa relazione tra il rapporto tra autorità e libertà ci porta a chiarire in modo chiaro che lo Stato deve stare lontano dall'individuo. E tutta la polemica di Salvatore Satta, qui appunto non ci sono i tempi come dire, di discussione, non ci consentono troppi approfondimenti, ma è tutta basata sulla sua polemica contro il formalismo giuridico, contro l'idea di intervento dello Stato nell'ambito del rapporto che l'individuo deve avere nel rapporto con lo Stato e soprattutto con riferimento a tutta la teoria del diritto processuale civile. I suoi scritti sono scritti che appunto tendono a dimostrare di come lo Stato debba stare fuori dal processo, di come lo Stato debba rimanere fuori dal gioco dei rapporti tra privati che all'interno del processo determinano appunto questa sua possibilità di realizzazione sotto il profilo della identificazione della contrapposizione tra i privati. In una sola parola, il giurista Salvatore Satta è sempre contrario alla pubblicizzazione di qualunque, diciamo così, fattispecie relativa al diritto. Questo perché lo fa Satta? Lo avete detto in maniera molto magistrale e vi ringrazio per le relazioni che ho sentito prima, che sono veramente interessanti. Perché innanzitutto il diritto è elemento centrale della cultura e nello stesso tempo anche oggetto della letteratura. E qui da questo punto di vista Satta si inserisce in una, come dire, in una sorta di letteratura che in qualche modo possiamo addirittura far risalire a Shakespeare sotto questo profilo, ma per parlare di costituzionalisti più recenti, ne cito solo due, uno che di recente è scomparso e mi piace ricordarlo in questo contesto, è Peter Heberle, che parlava appunto del rapporto strettissimo tra la cultura e la Costituzione. Quindi da questo punto di vista l'idea che avere una cultura costituzionale significava in buona sostanza mettere insieme l'aspetto dell'uomo e del profilo costituzionale con tutto ciò che l'uomo è attraverso la cultura. Ma per andare da un'altra parte dell'oceano, possiamo citare Martha Nussbaum, che sotto questo aspetto ha scritto più di un libro in cui appunto il diritto e la letteratura, il diritto e la cultura devono necessariamente stare insieme. Quindi la cultura è parte essenziale della vita del giurista e aggiungo dei costituzionalisti sotto questo aspetto e non è un caso che Satta per tutti gli scritti che sono stati anche ricordati
dai relatori che mi hanno preceduti, sono spesso citati Dante, Manzoni, Leopardi. Anzi, a un certo punto Satta dice direttamente che un giurista che non conosca Dante non è un giurista. Cioè un giurista che non abbia la capacità appunto di conoscere Dante e di poterlo applicare non è sotto questo sotto questo profilo un giurista. Quindi tornando all'idea di Costituzione insatta, io sono convinto che l'idea di Costituzione insatta giri tutta intorno al dramma di un individuo in mezzo alla tormenta. Poi ci torneremo, e questo è il passaggio chiave, secondo me, del De Profundis. Cioè un individuo lasciato solo di fronte allo Stato e in qualche modo, come nel mistero del processo, lasciato solo di fronte al suo giudice. Dal mio punto di vista, non ho bisogno, che mi è capitato, ho avuto l'onore di discutere i libri di Angela Guiso, e ne abbiamo parlato tante volte in tanti contesti, però chiunque voglia dare un giudizio su Satta e dai carteggi che sono riportati nei testi di Angela, è abbastanza chiaro che che ci sono state molte persone che hanno considerato Salvatore Satta un fascista, anzi la famosa definizione, lei è un tipico assente che spesso ritorna non voglio aggiungere altro, magari ne parlerà Angela di questo tema, però voglio riportare la storicizzazione di questo giudizio. Tutti dovrebbero leggere la prolusione per l'anno accademico di Trieste nel 1945-46, che è disponibile online, è assolutamente straordinaria. Beh, qui trovate in maniera molto chiara due diciamo così, degli elementi che sto provando a dimostrare. E cioè da un lato che Satta giurista, rettore per un anno dell'Università di Trieste, chiede agli studenti di iscriversi nella facoltà di lettere. Lo dice espressamente, gli propone di iscriversi nella facoltà di lettere, perché attraverso le lettere potranno diventare uomini liberi e attraverso le lettere gli uomini liberi potranno riscattare ciò che è accaduto nel passato. Tutto questo è sempre scritto nelle tante lettere che sia Satta che Satta, diciamo così, scrive a Calamandrei. Cioè è l'idea che l'uomo si riscatta attraverso la conoscenza della cultura, attraverso la conoscenza della letteratura, che porteranno poi alla costruzione dell'uomo democratico. E questo è chiarissimo nella prolusione nell'Università di Trieste. Così come è chiarissima l'angoscia dell'abbandono dell'uomo di fronte al dissolversi della umanità schiacciata dallo Stato, che non si dovrebbe neanche occupare del processo, perché il processo, come vi dicevo prima, serve a rendere giustizia tra privati, lo Stato deve stare lontano. Bene, quindi il primo tassello di ciò che dico è che l'idea nel testo della Costituzione, non abbiamo prove sotto il profilo ne abbiamo per l'articolo 3, poi ci arriverò più avanti. Mi pare che l'articolo 2 della Costituzione italiana, laddove tutte le culture costituenti convergono nell'idea di persona e di persona che ha tutela, diciamo così, che è tutelata sotto il profilo dell'essere persona e dell'essere persona titolare di diritti e di diritti fondamentali che sono antecedenti allo Stato, mi pare che possa ben riassumere questo rapporto tra l'idea di Stato e l'idea di persona nei confronti dello Stato. Ma consentitemi di leggere due passaggi che sotto questo aspetto, secondo me, rendono molto chiara questa idea. Siamo nel 1970, si parla, siamo negli anni 70, si parla dell'incipit dell'articolo "Domani si vota", una posta altissima. Stiamo riferendoci al referendum, al primo referendum al referendum sul divorzio. E allora scrive Satta
Cala la tela sulla disputa e sulle zuffe che hanno contrassegnato la campagna per il referendum. Tra poche ore il cittadino, aperta parentesi, il cittadino della città partita, come diceva Dante, si troverà di fronte a se stesso, nel chiuso di una cabina, a svolgere per la prima volta nella sua vita l'ufficio di legislatore, con un piccolo segno di croce che è come il simbolo dell'analfabeta, e tutti sono analfabeti di fronte alla storia. Egli dirà se l'Italia dovrà avere il divorzio oppure no, perché questa è la posta, che rispetto al divorzio non ha avuto maggior valore che un provvedimento di amnistia. Solo dopodomani si saprà veramente se il matrimonio in Italia è dissolubile o indissolubile. Ecco, qui è l'uomo che si fa appunto attraverso lo strumento del voto, l'uomo legislatore, l'uomo che sotto questo aspetto può fare una determinata scelta. Tornando al De Profundis, voglio leggervi soltanto un altro passaggio. Questo libretto non ha nulla di giuridico, almeno per chi ha una concezione settoriale, come oggi si dice del pensiero, ma costituisce l'introduzione della rinnovata speculazione giuridica del dopoguerra. Dal profondo dell'uomo erano scaturite nel conflitto forse spaventose, ma forse ancora più spaventose erano scaturite dalla pace. Quindi questa idea che l'uomo e il diritto da questo punto di vista lo può aiutare, è quello che Dante, la sua lotta polemica appunto nei confronti del formalismo giuridico, quando cita Dante nel De Monarchia, in cui il diritto è la giusta proporzione homines ad hominem. In sardo potremmo dire ad homines. Cioè nella produzione di Trieste questa idea del diritto come proporzione tra l'uomo e l'uomo. Quindi, sotto questo aspetto, la morte della patria e la delusione di Satta e le polemiche che poi ne sono seguite, adesso non abbiamo tempo per ridefinirle tutte, al recupero che Galli della Loggia farà dell'espressione morte della patria, e possiamo dire che il diritto è misura per l'armonia tra gli uomini, e il giurista ha un impegno morale che è quello di tenere insieme diritto e cultura, e questo tenere insieme diritto e cultura ci darà la possibilità dell'uomo di potersi rivolgere al diritto in modo tale da poter garantire questa armonia. Quindi alla fine il diritto, l'idea di Costituzione che io traggo da tutte queste citazioni di Satta è un'idea di Costituzione non scritta necessariamente, ma è un'idea di Costituzione che però tiene insieme l'uomo, il giurista e la letteratura in una prospettiva di garanzia dell'uomo che non debba essere lasciato solo di fronte allo Stato. Passaggio ulteriore di questo ragionamento, e poi vado rapidamente alle conclusioni nell'ambito dei 20 minuti che mi sono stati assegnati. Vengo ad una valorizzazione sempre fatta dalla amica Angela Guiso, con riferimento a un bellissimo articolo di Pontorieri che vi segnalo e che insomma immagino molti di voi l'abbiano letto, che ricostruisce nella scrittura è un lavoro che veniva fatto soprattutto negli anni '80. Non so se ricordate tutti gli scritti, in particolare ne cito uno, raccolta che era stata per il Mulino, che era stata diciamo così, fatta da Ugo De Siervo, da Enzo Cheli, da una serie di colleghi dell'Università di Firenze, che negli anni '80 ricostruiscono l'Assemblea Costituente e tutto ciò che c'è dietro le parole che poi vengono scritte in Costituzione. Io mi riferisco alla costruzione dell'articolo 3 della Costituzione italiana. L'articolo 3 della Costituzione italiana che appunto tiene una parola importantissima, ed è la parola in cui la Repubblica, nella costruzione dell'eguaglianza in senso sostanziale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che determinano una diseguaglianza di fatto. So che ci sono gli studenti, li saluto, però da questo punto di vista dico due sole cose
sotto questo aspetto. La forma di Stato sociale nel nostro paese è fortemente caratterizzata dalla riforma dal testo dell'articolo 3,2. Perché rimuovere gli ostacoli, che secondo la lettura che ne fa Pontorieri, deriva in un carteggio tra Calamandrei e Satta, probabilmente appunto una delle frasi che viene tratta dal De Profundis, ci riporta all'idea che la Repubblica ha un compito fondamentale, che è quello di evitare che il diritto, e questo Sato lo scrive più volte in tutti i suoi scritti, evitare che il diritto sia soltanto un diritto di carta, che sia soltanto un diritto collegato appunto all'espressione giuridica, all'espressione del testo, lo avete detto molto poi bene, poi alla fine il diritto è ciò che il giudice stabilisce, quello che è scritto sulla carta non basta. Ma nel momento in cui una Costituzione si impegna attraverso una definizione letteraria del rimuovere gli ostacoli, si costruisce una disposizione che dà un'idea ed un progetto che, sotto questo aspetto, per questo mi rivolgo ai giovani, stabilisce un diritto al futuro, un diritto repubblicano di costruire una patria diversa, quella patria che si era perduta con il fascismo, quella patria che si era perduta con l'annientamento dell'uomo nello Stato, quella patria che si era perduta con come dire, la perdita del valore della vita. E allora, sotto questo aspetto, l'idea di Costituzione e nella ricostruzione della dimensione letteraria di questa rimozione degli ostacoli, io penso che possiamo concludere sotto questo aspetto con quanto scrive Satta sempre nel De Profundis. Se lo Stato avesse materialmente annullato l'individuo si sarebbe apprestato a fare le sue vendette, annullando idealmente lo Stato. Le due posizioni erano solo apparentemente opposte e comunque portavano allo stesso risultato, di svuotare di ogni significato i termini più comuni del linguaggio politico-giuridico, che erano poi i pilastri della scienza e di ogni scienza. Per cui la morte della patria avrà il suo riscatto nel futuro che la Costituzione promette, e lo promette nella possibilità che l'impegno sia un impegno repubblicano a garantire l'effettività dei diritti, a garantire appunto che il diritto possa ritornare in quella dimensione che la cultura gli dà e che Satta ha perseguito per tutta la sua vita. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie, molte grazie anche al professor De Muro, il quale molto opportunamente ha toccato due altri aspetti centrali. Il suo riferimento da un lato alla Costituzione non scritta e dall'altro lato alla critica che Satta rivolge contro il formalismo giuridico. Ecco, questi due aspetti sono collegati perché Costituzione non scritta, certo. Se pensiamo invece al testo costituzionale, rispetto ad esso Satta aveva idee nette e anche molto critiche. Proprio negli anni 60, ma fine anni 60, primi anni 70, nei suoi quaderni, in molte pagine si scaglia, perché questo è il verbo, si scaglia contro interventi della Corte Costituzionale e si scaglia contro altri giuristi che invece guardavano alla Costituzione e guardavano in particolare all'applicazione diretta della Costituzione in chiave polemica, Satta. Penso a un giurista certamente illustre, che ha avuto e ha tanti meriti, come Mauro Capelletti. Capelletti è una delle principali vittime di Satta dei quaderni. Il riferimento alla Costituzione non scritta, molto opportuno, può invece assumere una rilevanza primaria perché Satta certamente guardava alla necessità che la società costantemente si stringa, si raggruppi, si aggreghi intorno a, usiamo la parola, valori tendenzialmente stabili. E qui
attingo anch'io al libro di Angela Guiso, la biografia letteraria di Salvatore Satta, perché prendo una citazione, Satta in polemica intorno alla politica del diritto scrive: il giurista deve affermare la storia e con la storia il diritto, cioè deve affermare i valori della vita che in queste parole, storia e storia del diritto, si comprendono. E aggiunge: questa per il giurista rimane l'unica via per fare la sola politica che appunto è consentita al diritto. E allora il riferimento del professor De Muro alla Costituzione non scritta certamente è molto calzante, e anche qui ritorna quella dialettica, se non vogliamo dire tensione, in Satta, tra un'esigenza di certezza, di stabilità, ma al contempo non contro questa esigenza, al contempo un'esigenza di movimento, di adeguamento, potremmo anche dire così. E in questa stessa prospettiva si spiega anche la critica di Satta contro il formalismo giuridico, contro quella fissità dei concetti e anche delle regole che, se c'è questa fissità, non ci può essere uno sviluppo sociale, ma lo sviluppo sociale, il movimento sociale deve comunque, la trasformazione sociale deve comunque essere, o dovrebbe essere comunque conforme a certi valori invece essi sì stabili, o comunque meno soggetti a un cambiamento, non diciamo nemmeno a una rivoluzione, contro cui Satta si professa e si dichiara molto, molto critico. Benissimo, quindi ancora molte grazie al professor De Muro. E adesso torniamo sul lato letterario, della critica letteraria, e do molto volentieri la parola alla nostra cara Angela Guiso, la quale ci parlerà su I diseredati di Salvatore Satta. Prego Angela, ti ascoltiamo volentieri. Grazie. Mi sentite? Grazie a tutti per essere presenti oggi per parlare di un grandissimo scrittore e giurista che io studio con molta passione, devo dire, da molti anni. Il titolo è I diseredati di Salvatore Satta, che è un termine che Salvatore Satta ha usato in una lettera. Poi vediamo un pochino. Dal giurista e amico suo Francesco Mercadante veniamo a sapere che agli inizi del 1943 Satta arriva a Torino con Giuseppe Capograssi, che è il filosofo, diciamo così, il suo punto di riferimento, l'uomo verso il quale nutriva sentimenti di affetto, oltre che di grandissima stima, al quale ha sempre guardato con deferenza. Giuseppe Capograssi era stato chiamato da Augusto Guzzo per una conferenza tesa a illustrare l'attualità di Vico. Capograssi delinea con maestria il suo vero Vico, il Vico tragico. Al termine della conferenza si apre, come era consuetudine in quella sede, un animato dibattito. I filosofi presenti, filosofi e storici della filosofia, Guzzo, Abbagnano, Mazzantini, Bongiovanni, prendono la parola. E ad essi si aggiunge da esterno, diciamo così, Satta. Forse è la prima volta che partecipa a una riunione in pubblico con Capograssi, che ne ascolta la parola in un seminario di studi animato da polemiche. Una frase di Capograssi lo ha particolarmente colpito. Vico bada agli umili. Singolarissimo pensatore, egli fa la storia di quelli che non hanno storia. Fare la storia di quelli che non hanno storia, si ricorderà, è massima che ricorre spesso nelle pagine finali del giorno del giudizio. Tesi, peraltro, questa, diciamo, dell'importanza della moltitudine, dico io, sostenuta anche da Manzoni,
autore che Satta conosceva, studiava e apprezzava nel discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, dove Manzoni diceva così: un'immensa moltitudine di uomini, una serie di generazioni che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata, senza lasciarvi traccia, è un tristo ma importante fenomeno. E le cagioni di tal silenzio possono riuscire ancor più istruttive che molte scoperte di fatto. I materiali per il discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia furono raccolti durante la composizione della Delchi. E noi ricordiamo, da studenti quali tutti siamo stati, il verso 66 del coro dell'atto terzo di Adelchi, in cui è chiaro, il desiderio di Manzoni di dare al volgo disperso un nome, al volgo disperso che nome non ha. Su questa notazione, questa notazione in particolare, come si vedrà, riguarda il giorno del giudizio, però riguarda anche il primo romanzo di Satta, La Veranda. Nel 23, come abbiamo ricordato all'inizio, esce per la prima volta in Germania la traduzione in lingua tedesca, quindi 2 anni fa, della Veranda. E sia Georg Held, il traduttore, che Hans Wiskirchen, il presidente della casa di Thomas Mann a Lubecca, pur nella sottolineatura di aspetti diversi dalla montagna magica di Thomas Mann, sono convinti della grande originalità del testo sattiano. Per loro La Veranda è libro della memoria come il giorno del giudizio. Però Held dice una cosa in più. Lì Satta non dà la voce agli umiliati, ma ai dimenticati, che sono, questo dice Held, ormai parte irrinunciabile della nostra storia. La realtà è che verso la fine degli anni 20, quando La Veranda è stata scritta, si registra in Italia un vero e proprio disgelo in campo narrativo. I nuovi scrittori instaurano con la realtà, o meglio con la crisi della realtà, un rapporto più intenso, inquietante, drammatico, responsabile. E io mi riferisco a Moravia, ad Alvaro, a Gianna Manzini, a Silone, tra gli altri. A suo modo, dice Geno Pampaloni, e mi ha colpito questa sua frase, Satta ne partecipa. Ed è per questo che noi sentiamo premere e urgere una forza di novità, seppure secondo una forma mentis ancora in parte ottocentesca. Ora io sono convinta, come chi ha letto La Veranda, che La Veranda sia davvero un romanzo novecentesco. Però, questa notazione mi ha portato a riflettere. Verifichiamo se in questo romanzo, indubbiamente novecentesco, quello che ha detto Pampaloni possa in parte rispondere a verità. Dietro La Veranda c'è indubbiamente Manzoni, gli umili di Manzoni, ma c'è anche Verga. Già, per fare un esempio, il Verga della Lupa, con il racconto di un mondo lontano da qualsivoglia aristocrazia, sebbene impostato sull'artificio della regressione per la quale il narratore si colloca a livello mentale e culturale dell'ambiente rappresentato, ciò che in Satta non c'è, considerato il punto di vista elevato e colto di una voce narrante in prima persona. Peraltro, anche in Fantasticheria di Verga non mancavano accenti polemici e moralistici contro il bel mondo e pietà però, umanitaria per gli ultimi, che accostavano questo testo a Nedda e anche ai romanzi romantico-scapigliati. Tuttavia, non è certo Verga quello che può aver influenzato Satta, ma indubbiamente uno degli autori che Satta leggeva e amava di più, Luigi Pirandello,
che nel 1901 scrive il romanzo L'esclusa. Su questo romanzo molti hanno insistito sulla crisi delle motivazioni, diciamo così, scientifiche di tipo positivistico, nonostante, diciamo, la modernità, ma più che per l'impianto narrativo di questo testo, che ripeto risale al 1901, è ancora tributario del naturalismo, per alcuni spunti ritrattistici con la figura del professor Falcone, già tratteggiata in modi espressionistici. Leggo una parte. Era veramente di una bruttezza mostruosa e aveva di essa coscienza, peggio anzi, un tragico invasamento, sempre cupo, raffagottato, non levava mai gli occhi in faccia a nessuno. Forse per non scorgervi il ribrezzo che la sua figura destava, rispondeva con brevi grugniti, a testa bassa e insaccato nelle spalle. I lineamenti del suo volto parevano scontorti dalla rabbiosa contrazione che gli dava la fissazione della propria mostruosità. Per colmo di sciagura aveva anche i piedi sbiechi, deformi entro le scarpe adattate alla meglio per farlo andare. Ora, chi ha letto La veranda, non so se voi ragazzi abbiate letto La veranda, ma vi sollecito a farlo perché è veramente un bel romanzo. Comunque, chi ha letto ha colto le alterazioni anamorfiche di tanti personaggi da ascrivere senza alcun dubbio al concomitante clima artistico, diciamo all'espressionismo innanzitutto. Però vediamo una breve citazione relativa a una sola figura, Juanin. Non ha l'aspetto antediluviano del suo collega Gigin. In quella giacca soprabito che lo avviluppa non è anzi più deforme della stragrande maggioranza degli uomini. Il suo difetto è semmai nella testa, anche al di fuori, incredibilmente piccina su quel gozzo enorme che lo fa rassomigliare a un pellicano. Ecco, non è che io possa dire che Satta potesse conoscere tanto bene L'esclusa da averla. Certo è che Satta amava molto, lo sappiamo dalla vedova, dalla signora Laura Buschian, Pirandello, tanto da ritornare spesse volte sullo stesso Pirandello e rileggerlo. Ripeto, queste sono memorie, diciamo, autobiografiche della vedova all'indomani della morte di Satta. Però a me quello che interessa è l'intuizione di fondo, cui allude il titolo, ad aprire la strada a un'altra categoria di reietti, cioè l'esclusa. L'esclusa è Marta, il primo dei personaggi. Gli esclusi sono inventati da Pirandello per suggerire una metafora della condizione degli intellettuali, o meglio in questo caso del piccolo borghese, invano aspirante a un salto di classe. Ben presto l'escluso diventa l'uomo fuori di chiave, Mattia Pascal, per esempio, inetto, frustrato, l'intellettuale aristocratico Don Cosmo dei Vecchi e Giovani, oppure fino a Serafino Gubbio. Serafino Gubbio, la presenza del doppio, ossessiva, ossessionante, ma il doppio è presente nella veranda. Il doppio è presente nel giorno del giudizio. Pietro Catte, quando si riflette e non si riconosce in uno specchio, quando Satta, sempre nella veranda, si riflette in uno specchio e non si riconosce ugualmente, ha sempre bisogno comunque di riflettersi. Ecco, sia nella veranda sia nel giorno del giudizio ci sono delle cose che si ripetono. Perché io penso davvero che fra la prima opera letteraria di Satta e l'ultima ci sia una continuità, o perlomeno che la prima opera in qualche modo preceda per molti aspetti, per molti temi, la seconda. Io direi un fenomeno che intitolerei
dalla spersonalizzazione dei dimenticati, come chiamavano i tedeschi, alla restituzione del nome in forma di soprannome che è presente nel giorno del giudizio. La veranda è il romanzo in cui si mette in scena la spersonalizzazione. Si inizia dal momento in cui il protagonista varca la soglia del sanatorio e chiede al primo che incontra il nome. Come ti chiami? Aliprandi, mi risponde. Non è vero, non è vero. Ti chiami Ponte tu. I compagni che si sono fatti avanti protestano allegramente. Vengo così a sapere che tutti appena giunti sono ribattezzati coi nomi dei loro paesi e che costui è appunto un cittadino di Ponte, poi Zucchero, paesuccolo, credo, della Lombardia. Ecco infatti Vigevano, un ragazzo di 20 anni, questi due Milano autentici con una voce da cornacchia mi spifferano la loro cittadinità. Li ascoltano con rispetto gli altri valdigiani e borghigiani perché l'uomo è un animale essenzialmente gerarchico e specialmente questi immediati subordinati, un Corsico, Baffoni, a parentesi quadra, fronte bassa, presumibile gendarme, e un Affori Sornione. Stanno alle costole con fedeltà naturale. C'è un Pavia diciottenne, dal viso butterato, ma al di là del Po gli uomini diventano regioni che paesi e città lontane non hanno risonanza negli animi di questi comunardi. Così c'è un Calabria, e poi c'è un Lazio, e poi c'è un Sardegna. Allora, Satta non adotta la regressione, eppure in questo cedere la parola al coro dei maratti, dietro ai quali si nasconde e non cerca differenze con gli altri, sebbene lo sia, diciamo, diverso nel comportamento e soprattutto, diciamo, nella coscienza, ecco, la coralità è presente ed è un portato felice fin dai tempi della narrazione dei Malavoglia, per citare soltanto un esempio, qui introdotto nella veranda e nel giorno del giudizio consolidato. La scelta di Satta qual è a quel punto? Stare con gli ultimi. Stare con gli ultimi. Quel giorno restammo soli, insieme a Paolo, l'altro sardo presente nella veranda, dopo che la campana del pranzo ebbe finalmente disperso tutti i malati. Io non so, mi disse Paolo, se non le convenga, perché dà del lei a Satta, passare là dal tramezzo. Forse non se n'è ancora accorto, ma qui, per quanto non ci siano distinzioni di classe, le classi si sono formate da sé. Si vede che sono più forti di noi. Tutti quelli che giù si direbbero borghesi si sono riuniti nella sezione di mezzo e di loro non ci arrivano che le voci, come ha sentito stamane. Da questo lato si è in prevalenza gente del popolo. Certamente se chiede di passare di là, i medici glielo accordano. E lei, risponde il narratore della veranda, perché non è passato dall'altra parte? E Paolo risponde, io creperei piuttosto. Poi soggiunse, non è che ci sia molta differenza. Questi valgono quelli e non c'è che da odiare tutti qui dentro. Per fortuna dopo un poco non si capisce più nulla e si diventa peggio degli altri. Sì, confesso, dice il narratore sattiano, ho provato una certa delusione, immaginavo gente più mite, più affinata da questo nostro male in questa veranda. E Paolo dice, e qui occorre stare attenti, perché sembra una notazione di poco conto, è invece una notazione particolarmente importante. Vede, io vorrei dirle un mio pensiero, ma talvolta ho paura che sia un po' troppo pensiero, mi capisce? Mi sembra a volte che costoro siano più uomini che altrove, gli ammalati, dittisi in una veranda di un sanatorio di Merano, che era il sanatorio dove Satta si trovava nei 2 anni
dal 26 al 28 e per il quale, diciamo, la cui permanenza ha potuto scrivere il romanzo La veranda. Ecco, penso, dice, che qui ci siano più uomini che altrove, come uomini messi a nudo, anime che traspaiono, è forse la morte, la solitudine, che opera questo miracolo alla rovescia. E qui c'è, diciamo così, una, non possiamo dire né un inizio né però c'è un'intuizione che ci accompagnerà poi, che lo accompagnerà fino al giorno del giudizio. Qui ci sono uomini messi a nudo, anime che traspaiono, è forse la morte. E cosa farà nel giorno del giudizio? Parlerà di anime, parlerà di morti, anime che si manifestano a lui, dopo morte però. In tutto questo, naturalmente, ecco emergere la pietà del narratore, che è malato tra i malati, senza rinunciare al ruolo di testimone di questa vicenda, implicato nella vicenda, che riconosce nella malattia il collante che unisce gli ospiti della veranda, ciò che avviene di sera tra le 6 e le 6:30. Tutti i giorni, a quell'ora, i piccoli mortali di quassù attendono alla triste bisogna di misurare la febbre. In quell'infinito quarto d'ora essi rivivono nostro Signore Gesù Cristo, quando sudò sangue tra gli ulivi, e in ciascuno di loro si ripete e si compendia tutta la miserevole storia dell'uomo. Quelle bocche audaci alla bestemmia, quelle lingue scurrili, quelle mani sempre alzate nella minaccia, quel sangue torbido, quei nervi esaltati, tutta la loro esistenza dominata dagli istinti, in quei pochi momenti si fiaccano come cerbero al fango. Lasciando la veranda di questi che non hanno nome, Satta giunge nel giorno del giudizio alla nominazione generica dei diseredati. E l'idea dei diseredati è un'idea presente nella lettera, diciamo, su Salvatore Manironi, di cui si è occupato ampiamente il professor Carlo Felice Casula, rapporto tra Salvatore Manironi e Salvatore Satta, e di questa lettera in particolare, che costituisce anche qui un'anticipazione del giorno del giudizio, pubblicata nel 1973 sulla Nuova Sardegna, dove c'è il riferimento appunto all'annuro del giorno del giudizio. E dice Satta: parlo naturalmente non della metropoli di oggi, ma dell'annuro di 50 e di 100 anni fa, i cui abitanti costituivano un grande coro, le cui voci più alte si chiamavano Grazia Deledda e Sebastiano Satta, ma al quale coro tutti partecipano con la loro personalità, tutti, dai nobili borghesi come Don Franceschino, Don Salvatore e Don Peppino, ai diseredati come Baliodda, Di Ripezza, Fileddu. Nessuno oggi più se li ricorda, ma forse qualche sopravvissuto sta scrivendo nel silenzio la loro storia. Satta non sapeva in quel momento che chi aveva scritto una parte di quella storia era stato Indro Montanelli, pubblicando un suo libro nel 1960. E descrivendo la Nuoro che Indro Montanelli aveva conosciuto dal 1920 al 1925, quando si trovava a Nuoro, essendo il padre preside dell'allora istituto magistrale, che non si chiamava istituto magistrale però, e quindi era preside a Nuoro, descrivendo Nuoro come un fortino, esattamente come lo descrive Satta nel giorno del giudizio. E sempre Indro Montanelli si soffermerà a parlare di alcune di queste figure di cui Satta qui dà notizia. Perché Satta parla di diseredati? Parola che seppure sussume i più ampi concetti di povertà, rimanda a un concetto giuridico. La risposta è contenuta a pagina 46 dell'edizione Adelphi del giorno del giudizio, laddove introduce anche una figura appartenente a quell'universo di cui vuole celebrare la memoria, che è Fileddu. Anticipa quest'idea
dalla considerazione che la famiglia senza beni è un'astrazione e che la sua famiglia fosse stata, la famiglia dei genitori, fosse stata fondata quasi sulla carta, perché proprietà non ce n'era o era ridicola da una parte e dall'altra. E la famiglia senza proprietà, che cos'è? Nel codice di Don Sebastiano, che Don Sebastiano teneva sul tavolo, la famiglia era distinta dalla proprietà, ma nella realtà della vita la famiglia senza beni è un'astrazione, è un pomposo modo di dire, come l'uomo senza beni del resto, di cui i giuristi mestieranti dicono che è un soggetto di diritti. Ce n'è stato uno, sono ricordi di Cessata di quando anch'io studiavo legge, che ha detto che ogni uomo ha un patrimonio. Bella roba. Costui non aveva visto Fileddu, lo scemo di Nuoro, che andava presso ai signori come un cane, e come un cane perdeva la testa se lo lasciavano solo, finché la madre affamata lo riportava nel suo tugurio, proteggendolo proprio come una cagna nel suo tugurio. Lo ritroveremo in questa storia di Cessata. E del resto, le grandi famiglie non si chiamano case? È vero che il succo del Vangelo sta nell'aver fatto di ogni uomo un soggetto di diritti nell'altro mondo, però non in questo. Quindi il termine diseredato riporta o diseredati. Intanto col termine diseredati noi abbiamo un'altra categoria, a quella degli umili, a quella dei vinti, a quella degli esclusi. Bisognerà aggiungere, diciamo nella nostra storia letteraria, nella grande tematica, quella dei diseredati di Salvatore Satta. Il termine diseredati riporta al fatto che non si abbia proprietà, non si possiedano beni, e così è infatti per tutti coloro che vengono nominati come diseredati. Fileddu, Raffaele Bumbuddu, l'uomo chiamato cavallo, Baliodda, riferito da Satta, Di Ripezza, Gigia, la puttana senza malizia, la quale viveva in un tugurio, cioè in un antro, non essendo cosciente di vivere in un antro e non essendo cosciente di essere appunto una prostituta, finché anche l'antro le fu impedito e lei fu costretta a lasciarlo. E in quel momento assistiamo alla coscienza di Gigia di essere una diseredata, una che vivrà da allora in avanti sulla strada. È il famoso ululato di cui parla Satta. Va bene, a questo punto io potrei fare una serie di riflessioni riguardanti il populismo presenti, no? Il populismo in vari momenti della nostra letteratura, insomma, per capire in quale di questi eventuali populismi rientra, no? Così qualcuno potrebbe dire: ma Satta tutto può essere fuorché un populista, ma non è questo il discorso. Il discorso è che comunque la storia della letteratura italiana ha registrato tutta una serie di populismi, sui quali mi soffermo rapidissimamente. Certo, non populismo reazionario che ha identificato il popolo col primitivo portatore di una forza barbara e animalesca, mi riferisco ad Annunzio, né alla forma di populismo rovesciato che invece di vedere il popolo in positivo in realtà, diciamo così, ne sottolinea gli orrori, e qui siamo ancora a un certo D'Annunzio di Terra Vergine, per esempio, e delle novelle della Pescara. Non quello, diciamo, che vedeva l'ambiente contadino come un mondo arcaico che conservava intatti i valori distrutti dalla civiltà moderna, e quindi un modello a cui ritornare riportando indietro il corso della storia. Oppure un populismo conservatore in cui si riconoscono le miserie del popolo e si auspica che vengano alleviate, ma con la convinzione che le condizioni di fondo non potranno mai mutare, e deprecando anzi ogni tentativo di modificarle. Neanche un populismo di sinistra, democratico, socialista, che vede nel popolo una forza progressiva, un principio attivo,
capace di trasformare la società o di renderla più giusta, oppure una forza dirompente rivoluzionaria, no? Che potrebbe distruggere l'assetto vigente. Satta non mi pare possa rientrare in una di queste categorie. La riflessione che supporta questa convinzione è la seguente. Perché dico questo? Quindi non mi sembra. Perché la veranda è dentro una parentesi temporale in cui il tempo apparentemente fluisce, ma di fatto è circolare. Questi fanno sempre le stesse cose. Certo, la vita dell'anno successivo non può essere quella precedente, è trascorso un anno, ma a fare sempre le stesse cose, la stessa cura, a ripetere gli stessi gesti. E nel giorno del giudizio si racconta la storia di vite vissute, ecco, sebbene in una modalità che si potrebbe far rientrare, in cui si potrebbe far rientrare una forma di commozione umanitaria, tuttavia priva di paternalismo consolatorio. Conta certamente l'idea di ricomporre la città nella sua coralità, ed è certo l'idea del coro, no? Che riporta a prassi già seguite in precedenza. Però, diciamo, se non ci fosse questa descensio ad inferos, davvero Satta non avrebbe potuto parlare, diciamo, dei suoi morti del giorno del giudizio. Quindi, diciamo, poi chiunque può fare tutte le riflessioni che vuole, cercare di incasellare, diciamo, questa pietà di Satta in qualche forma, oppure vederne di nuove. Io mi fermo qui. Ecco, direi questo. Indro Montanelli, andiamo a leggere questo suo Tagli su misura di Montanelli, pubblicato da Rizzoli nel 1960, in cui, se riesco a leggere questa cosa brevissima di Fileddu, per Montanelli aveva il viso giallo, i polmoni un po' sinistrati dalla tubercolosi, gli occhi miopissimi e un cuore appassionato. Si capiva, quando era innamorato, da come rullava il suo strumento fino a soverchiare perfino la cornetta. Poco dopo il nostro arrivo, la banda di Nuoro dovette limitarsi a suonare sulla piazzetta, rinunciando alla consueta sfilata nel corso, perché quando giungeva sotto la nostra finestra Fileddu si impuntava e invece di continuare con gli altri restava lì a rullare forsennatamente in onore della giovane professoressa Clementina Mirabelli, che abitava nella stessa casa. Ma invece sapete che cosa faceva Indro Montanelli? Era lui che si travestiva da questa Clementina Mirabelli, e quindi il povero Fileddu, tratto in inganno, non faceva altro che rullare per Indro Montanelli. Vedete cosa dice invece di Fileddu Salvatore Satta? Siamo naturalmente a uno stile completamente diverso. Era comunque un grande giornalista, lui è un grande scrittore. Fileddu, che vuole dire spago, poteva considerarsi come il buffone di quella corte che era il caffetto Tamanzi. Non suona qui. Con Satta non esiste questo problema. Per non dire che era il buffone della più vasta corte di Nuoro. In effetti era un tranquillo demente che aveva concepito l'idea di accompagnarsi ai signori, credendosi signore anche lui. La vita è un sogno. E non servivano a ridestarlo dal sogno gli ululati, gli sberleffi che lo accompagnavano quando si affacciava in cima al corso, uscendo dalla spelonca in cui viveva in condizioni che per gli altri sarebbero state di assoluta miseria. Questo è il diseredato di Satta, ben diverso dalla figura descritta da Indro Montanelli. Grazie. Grazie molte anche ad Angela Guiso. Dunque, io faccio una cosa un po' insolita, ma la faccio molto volentieri. Risaluto il pubblico, perché nel frattempo è aumentato. Quindi, e grazie e saluto e ringrazio le colleghe e i colleghi presenti. Anche qui 2 commenti e poi dico subito, abbiamo anche un po' di tempo per un dibattito tra di noi e volentieri ascoltiamo la parola di chi è rimasto con noi questa prima sessione del convegno.
ascoltandoti Angela e anche avendoti poi letta nel tuo ultimo libro in particolare, due parole, una tu l'hai pronunciata espressamente, la seconda non è tua, te la attribuisco, o meglio, la dico io ma forse non è infondata: continuità e comparazione. Tu hai rilevato come, almeno a tuo avviso, ci sia una continuità dal punto di vista letterario nell'opera di Satta. Se io penso a una possibile continuità in ambito del Satta giurista, si potrebbe dire che in primo luogo emerge invece una qualche discontinuità, perché il Satta degli anni 30, degli anni 40, per molta parte, poi Pier Giuseppe l'hai presente, eventualmente mi correggerà, ma per molta parte della processual civilistica italiana era visto come un rivoluzionario che voleva distruggere certe categorie o certe idee consolidate o che allora erano in corso di consolidazione. Poi invece, se guardiamo al Satta più grande verso la morte, dal punto di vista giuridico, ma era un conservatore o su certi aspetti, su certe tematiche, sicuramente anche un reazionario in chiave politica del diritto e quindi in chiave giuridica, in chiave tecnico-giuridica, da cui le moltissime polemiche, belle oggi in chiave retrospettiva, belle perché istruttive, ma allora sicuramente fonte anche di sofferenza per Satta, il quale rispetto alla discontinuità ipotizzata adesso risultò essere in chiave giuridica spesso un isolato e questo isolamento fu per lui fonte di sofferenza. Il Satta postremo è un Satta che come giurista, in modo anche molto orgoglioso, si scaglia contro quello che a lui pareva allora essere la via per distruggere il diritto. Poi la seconda parola, che tu non hai pronunziato ma pronuncio io, e vediamo poi se tu o anche gli altri sono d'accordo o meno. Comparazione. Non penso ovviamente alle moltissime traduzioni di Satta, romanziere post mortem, ma penso alla linea metodologica che tu hai molto ben espresso, retrospettiva ovviamente, di andare alla ricerca di, se non modelli, voci letterarie vicine e lontane a Satta, ma con le quali Satta può essere messo in dialogo, certamente da chi lo studia oggi, non da Satta stesso. Comparazione è parola ed è metodo, quello comparatistico, fondamentale, non soltanto nel diritto, ma in ogni materia, e pensando alla letteratura, pensiamo appunto alla letteratura comparata. Chissà come avrebbe reagito oggi Satta nel vedersi letto in chiave anche comparatistica. Penso sarebbe rimasto, ne sarebbe felice, e da questo punto di vista si può forse recuperare, al limite potenziare l'elemento della continuità, ma in chiave letteraria, una continuità che si esprime anche, si estrinseca anche in questo ambito comparatistico, vedere da quali voci letterarie Satta abbia preso e con quali voci letterarie abbia dialogato, magari anche in modo sotterraneo, non espresso. Quindi grazie ancora una volta anche ad Angela Guiso. A questo punto, dicevo, abbiamo un po' di tempo, prima di salutarci, per un eventuale dibattito. Ripeto, tra di noi, tra le colleghe e i colleghi presenti, ma certamente anche con gli studenti, i quali hanno ascoltato sicuramente in silenzio, forse anche con attenzione, i nostri lavori e magari hanno curiosità, desideri di approfondimento. Il pubblico, anche il pubblico collegato, ma il pubblico collegato è via YouTube, quindi non può intervenire direttamente. Quindi se qualcuno ha desiderio di intervenire, ben venga. Ha la parola e abbiamo un microfono mobile qui, più o meno mobile, ma comunque c'è un microfono, o anche questo. Qualche secondo di tempo per vedere se il ghiaccio si rompe. Prego, il professore Casula, prego. No, io riprendo la questione che è stata adesso accennata
giuridica esistenziale di Satta, cioè la discontinuità e in particolare la fase ultima di Salvatore Satta, percepito all'interno dell'universo dei giuristi come conservatore, se non addirittura reazionario. E io ne ho una personale esperienza perché ero studente universitario negli anni in cui Salvatore Satta, anche all'interno del mondo studentesco, ma in misura non molto elevata, a livello più degli studenti più colti, veniva percepita appunto come un professore conservatore, non tanto perché era rigidissimo negli esami, quanto perché, per esempio, aveva scritto sul quotidiano tradizionalmente conservatore, ma conservatore è già un eufemismo, un articolo di estrema e violenta critica contro un provvedimento legislativo invece di grande civiltà, che era la liberalizzazione dell'accesso all'università. Lo spiego per gli studenti. All'università fino agli anni 70 si poteva accedere solo a partire dal diploma del liceo, tranne un'eccezione, quelli che si diplomavano come maestri nelle scuole allora dette magistrali, che potevano accedere all'università, ma non all'università, ma al cosiddetto magistero. A Roma addirittura era un edificio separato rispetto alla città universitaria. Ecco, in quel caso Satta, diciamo, non aveva capito neppure che ormai c'era l'onda lunga dei 19enni, 20enni che erano il frutto di un'altra grande conquista giuridica che era la scuola media unica, perché anche in questo caso prima, dopo la scuola media, interloquisco soprattutto con gli studenti, vi erano due strade, una verso l'accesso immediato al lavoro, tutt'al più alle scuole professionali, e l'altra invece alla scuola superiore. C'era addirittura un esame di ammissione alla scuola superiore dopo l'esame della quinta media. E allora questo però mi porta a riflettere su un'altra questione, in termini molto succinti. Una delle novità dell'Italia repubblicana, ma più in generale degli stati dopo la Seconda Guerra Mondiale, è il fatto che le Costituzioni codificano tre tipologie di diritti. I diritti civili, che è il campo specifico di Salvatore Satta, i diritti politici e i diritti sociali. Lascio da parte i diritti politici, quelli per così dire più mortificanti e anche soppressi all'interno delle dittature dell'Europa post-bellica, post-prima guerra mondiale. Ecco, i diritti civili, lo dico in forma, come si può dire, molto semplice, implicano un non intervento dello Stato. Lo Stato li deve riconoscere e sono diritti che in un qualche modo lo Stato riconosce e non fonda. È la grande lezione di Capograssi più volte menzionato. I diritti sociali implicano invece un fare dello Stato, un intervento dello Stato. Ma allora c'era l'esperienza recentissima dei regimi totalitari che intervenendo avevano mortificato e anche negato gli stessi diritti civili. A me pare che una delle contraddizioni di Salvatore Satta sia stata quella di
non fare i conti con questa nuova tipologia di diritti che implicano un fare dello Stato, anzi si realizzano solo se lo Stato interviene, ed è probabilmente questo il suo problema fondamentale negli ultimi anni della sua vita, quando ormai stava nell'Università della Sapienza di Roma. E da questo punto di vista mi pare che il suo romanzo più bello, io non uso mai superlativi, ma straordinari, perché ricordo l'emozione appena l'ho letto, il suo romanzo Il giorno del giudizio sia anche una fuga rispetto a questa contraddizione in cui sicuramente era invischiato. Molte grazie. Se ci sono altri interventi, siamo qui. Mi rivolgo anche ai colleghi che hanno parlato prima, se vogliono intervenire brevemente per affinare, precisare, dialogare, discutere. No, direi che nessuno chiede la parola, quindi a questo punto vi ringrazio ancora. Ci diamo appuntamento oggi pomeriggio alle ore 15 perché avremo la seconda sessione che sarà coordinata dalla collega e amica Rosanna Orto. Quindi ancora grazie e arrivederci. Grazie.